E non ritardiamo troppo. Sono Daniela Morgante, la persona che ha interagito con voi per le iscrizioni. Benvenuti, un benvenuto personale. Passo subito la parola al fautore di questa serata, che è il nostro presidente del Comitato Giovani Imprenditori, il dottor Luca Rossi. Prego. Bene, allora intanto cominciamo. Un benvenuto a tutti, ringrazio la dottoressa Morgante e appunto sono Rossi, presidente del Comitato Imprenditoria Giovanile qui in Camera di Commercio. Porto i saluti del nostro presidente della Camera di Commercio, il dottor Giovanni D'Appozzo. Le tematiche questa sera sono molto interessanti, molto importanti, visto anche gli incrementi di prezzo dell'energia elettrica che le imprese hanno dovuto assorbire nell'ultimo anno e lo scorso anno, e quindi le aziende sono molto più oculate su cosa devono fare e come devono porsi. Ci sono stati molti progetti quest'anno sulle energie rinnovabili in regione, grazie anche al sostegno della regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda impianti fotovoltaici, soprattutto sull'autoconsumo. Quindi la tematica di questa sera sono le comunità energetiche. Ecco, le comunità energetiche vanno a dare una risposta, diciamo, alla transizione energetica che è in atto, con una produzione diffusa sul territorio, quindi con impianti magari di medie dimensioni, medio-piccole, ecco, che vanno ad avvantaggiare diciamo, sia i produttori sia i consumatori, e quindi creando un ciclo virtuoso. Vado quindi a ringraziare i relatori che interverranno questa sera. Siamo molto contenti e entusiasti di averli, ecco, perché sono comunque relatori di alto livello. Avrete letto insomma che abbiamo ARERA, abbiamo la Regione, abbiamo Alessandro Scipioni di Elettricità Futura, ecco, quindi insomma, sarà molto interessante. Ringrazio il Comitato Imprenditoria Giovanile di cui sono presidente per l'organizzazione, per l'aiuto, e ringrazio anche nello specifico l'ingegner Veronica Cervini e la dottoressa Morgante per averci aiutato a organizzare un po' questo evento. Vado quindi a presentare i tre relatori che abbiamo il piacere di avere questa sera. Comincerà Alessandro Scipioni, che vedo qui collegato. Buonasera signor. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Che è collegato da Milano? Roma. Da Roma, benissimo. La sede a Roma. Perfetto. E quindi si occupa di affari tecnici, area affari normativi e regolatori per Elettricità Futura, che come è noto insomma è una tra le più grosse associazioni di produttori elettrici a livello italiano, e sicuramente la più grande. E poi abbiamo il piacere di avere Gervasio Ciaccia, che si collegherà dopo, anche lui da Roma, per ARERA, che è responsabile unità energia sostenibile e efficienza delle fonti rinnovabili. Mi è stato detto che addirittura è una delle due persone che ha scritto proprio il testo delle comunità energetiche, quindi insomma sicuramente sarà molto interessante. Il dottor Scipioni andrà sullo specifico sulle semplificazioni per le fonti rinnovabili e regolazione delle comunità energetiche. Invece il dottor Ciaccia ci parlerà appunto nello specifico di comunità energetiche. Poi abbiamo il piacere di avere qui l'ingegner Canali, che ho visto prima, della Regione, Direzione Centrale Difesa Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile per la Regione Friuli Venezia Giulia. È un ingegnere, una persona di grande insomma, esperienza e molto preparato, e quindi sicuramente unire ecco, questi tre punti di vista sarà molto interessante. Bene, io non andrei subito al sodo, ecco, e quindi passerei la parola al dottor Scipioni di Elettricità Futura. Prego, dottore. Okay. Grazie mille per l'invito. Intanto provo a condividere delle slide che aiuteranno, diciamo, la presentazione del mio intervento.
Vediamo se riesco. Eccoci. Ora dovreste vedere. Mi confermate che si vedono le slide? Sì. Perfetto. Grazie mille. Allora, come anticipato dal collega, io sono Alessandro Scipioni, faccio parte dell'area affari normativi e regolatori di Elettricità Futura, mi occupo in particolare dell'analisi della regolazione per quanto riguarda il settore fotovoltaico e eolico. Una brevissima introduzione riguardo il fatto che Elettricità Futura appunto rappresenta all'incirca il 70% del mercato elettrico italiano, quindi diciamo abbiamo il vantaggio di rappresentare varie categorie all'interno della filiera elettrica, dai produttori alla distribuzione e commercializzazione dell'energia, sia da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili. Il mio intervento nel dettaglio, come indicato appunto nell'indice, diviso potremmo dire in 3 sezioni. Una prima veloce sezione in cui illustrerò quello che è il nostro piano dal punto di vista dell'associazione necessario per lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia per raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo di decarbonizzazione, e una seconda sezione molto più corposa che è una carrellata degli interventi normativi di semplificazione per l'installazione delle fonti rinnovabili sul territorio italiano, e poi un focus un po' più di dettaglio sulle comunità energetiche da un punto di vista proprio della regolazione, della Costituzione e anche di quelli che sono gli incentivi in discussione in questi giorni. Partiamo dal piano elettrico che Elettricità Futura ha elaborato insieme a una serie di altri enti per cercare di individuare insomma quelli che sono gli obiettivi di decarbonizzazione, raggiungere questi obiettivi. Sappiamo che l'Italia è in piena emergenza climatica, ovviamente sono aumentati i numeri di eventi climatici estremi nel nostro paese nell'ultimo biennio, negli ultimi anni sicuramente, quindi è aumentata la temperatura media e il 2022 è stato registrato come l'anno record dal punto di vista appunto della temperatura. Quindi diciamo la situazione da un punto di vista ambientale e climatico è assolutamente emergenziale. A questo si affianca una situazione di non completa indipendenza dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. L'Italia infatti risulta che sia per il 65% produttrice di energia da fonti fossili, in gran parte dal gas, peraltro importato per il 95%, quindi non c'è assoluta indipendenza e c'è una produzione di energie rinnovabili che si attesta più o meno al 35%, un dato assolutamente molto ridotto se consideriamo appunto la necessità di diciamo cambiare rotta anche in virtù di quello che è successo lo scorso inverno riguardo ovviamente riferimento all'aumento dei prezzi dell'energia. Ovviamente con un piano elettrico adeguato l'Italia avrà una necessità di maggior fabbisogno, una produzione, una domanda elettrica ovviamente che aumenterà notevolmente da oggi o dal 2022 al 2030 e si attesterà, secondo i nostri studi elaborati con Accenture, a circa 360 terawattora, motivo per cui è indispensabile prevedere un piano adeguato di sviluppo delle fonti rinnovabili che riescano a soddisfare questa esigenza e a renderci indipendenti da tutta una serie di fonti fossili e soprattutto dall'importazione di energia, con un piano adeguato che noi abbiamo stimato in 85 gigawatt al 2030 di fonti rinnovabili, che è un progressivo con una media di circa 10 gigawatt all'anno. Sappiamo che il 2022 si è concluso con soli 3 gigawatt. Per questo ci sono diverse norme di semplificazione che vanno nella direzione di favorire un maggior sviluppo di queste fonti rinnovabili e sappiamo che è in corso di aggiornamento il PNIEC, quindi sicuramente i nostri dati potrebbero essere tratti come spunto per la redazione e l'aggiornamento degli obiettivi e renderli maggiormente sfidanti, perché diciamo che è importante adeguare questi numeri anche agli eventi climatici che purtroppo abbiamo vissuto in questi emergenziali in termini dei prezzi dell'energia negli ultimi mesi.
Ovviamente un piano elettrico del genere che prevede 85 gigawatt di nuove fonti rinnovabili, di nuova capacità fonti rinnovabili entro il 2030 porterà un indotto in investimenti che è stimabile nei numeri che vedete rappresentati in questa slide, sia occupazionali che indotto in tutta la filiera, oltre alla notevole riduzione delle emissioni che ovviamente contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Quindi si parla di 500.000, oltre 500.000 nuovi posti di lavoro, 360 miliardi di benefici economici di indotto per tutta la filiera, nuovi investimenti, insomma, diciamo che non può che comportare diversi benefici e diciamo che questi 85 gigawatt inoltre rappresenterebbero diciamo, in termini occupazionali, diciamo anche visivi per quanto riguarda le nostre, diciamo la superficie del nostro paese, solo una minima parte, circa lo 0,3% della superficie italiana, del territorio italiano, quindi avrebbero un impatto davvero molto ridotto e quindi insomma comporterebbero per lo più veramente solo benefici e nessun altro tipo di impatto alla nostra nazione. Un tema però che purtroppo dobbiamo considerare nello sviluppo delle fonti rinnovabili e che è stato troppo spesso un problema effettivamente è quello delle autorizzazioni. Secondo i nostri dati appunto siamo i peggiori a livello europeo dal punto di vista delle tempistiche autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili, non c'è chiarezza normativa, spesso c'è una stratificazione proprio di norme e quindi ci può creare anche la differente interpretazione a livello di enti che sono chiamati ad autorizzare un progetto, c'è differenza di interpretazione tra regioni, c'è l'impatto delle valutazioni di impatto ambientale sui procedimenti e quindi l'allungamento di tutti i tempi. Stimiamo che circa impieghiamo 7 anni in media per autorizzare un impianto da fonti rinnovabili, quindi la maggior parte poi, o almeno il 50% di queste domande poi vengono, diciamo, non portano alla mancata realizzazione dei progetti. Quello che si sta facendo negli ultimi anni, l'ultimo biennio, diciamo, è cercare anche a livello politico di invece arginare questo problema delle autorizzazioni e intervenire con diverse semplificazioni, appunto quelle che cercherò di sintetizzare in queste slide, in questa sezione qui della mia rappresentazione. In particolare in questa slide vedete un po' una sintesi estrema dell'evoluzione degli ultimi 2-3 anni a livello normativo. C'è stato l'attenzionamento a livello europeo con l'erogazione, cioè, l'emanazione del Next Generation EU, che poi si è tradotto nel PNRR italiano, siamo tra il 2020 e il 2021, poi una serie di provvedimenti, diciamo quello più significativo a livello italiano, nazionale, sicuramente l'emanazione del decreto legislativo 199 del 2021, del dicembre appunto del 2021, che va a recepire la direttiva comunitaria del 2 e pone una serie di obiettivi e soprattutto definisce una serie di discipline quadro per quelle che poi dovranno essere attuate con ulteriori decreti che sono ancora in corso di attuazione, molti dei quali, alcuni attuati, che vanno proprio ad accelerare sul fronte delle rinnovabili. Poi ci sono state delle semplificazioni introdotte da decreti legge ad hoc appunto dell'energia e aiuti nel corso del 2022, alcune misure di tetto ai ricavi delle imprese energetiche di produzione dell'energia, anche impattate quelle produzione da fonti rinnovabili per via dell'aumento dei prezzi dell'energia, e poi siamo arrivati a ulteriori semplificazioni invece alla fine, nel corso più o meno tra febbraio e aprile 2023 introdotte dal decreto PNRR, governance PNRR, ma tanti altri provvedimenti devono essere adottati e si ritiene che diciamo i più importanti ecco, sono ancora da adottare, e mi riferisco alle aree idonee, l'individuazione delle aree idonee, agli incentivi per le fonti rinnovabili, per le comunità energetiche e il coordinamento di questi incentivi con i fondi PNRR, e a una serie di altri provvedimenti che comunque potranno solo accelerare ecco, ulteriormente questo processo.
Il 199 l'ho citato, è il decreto di recepimento della RED 2 che diciamo anche qui in una slide ho cercato di rappresentare in maniera sintetica quelli che sono i temi più importanti che va a disciplinare. Inquadra quelli che sono i nuovi schemi di sostegno, distinguendo i grandi impianti per i quali l'incentivo sarà attribuito attraverso procedure competitive di aste a ribasso per contingenti di potenza, e poi ci saranno i piccoli impianti che si distinguono in quelli che accederanno direttamente all'incentivo, e mi riferisco agli impianti che hanno costi di generazione più vicini alla competitività di mercato. Invece poi tramite bandi ci saranno impianti che accederanno a questi incentivi, ma saranno di natura più innovativa questi impianti. Ad esempio mi riferisco alle tecnologie offshore, floating, eccetera. E poi c'è il 199, ci parla delle nuove regole per le comunità energetiche, oggetto sicuramente della riunione dell'incontro odierno, ed è un ampliamento notevole rispetto a quella che è la configurazione sperimentale tuttora in vigore, e quindi si va a parlare di potenza per singolo impianto di 1 megawatt ampliata rispetto a quella ad oggi, che limita molto lo sviluppo di CER, di 200 kW. Questi decreti incentivanti erano stabiliti come deadline dal 199 entro giugno 2022, ancora purtroppo devono essere emanati, un altro tema sempre previsto entro giugno 2022 era quello dell'individuazione da parte del MASE delle aree idonee e dei decreti sulle aree idonee e sul burden sharing. Si tratta di decreti che vanno appunto ad individuare quelle che sono il Ministero aveva compito entro 6 mesi al 199, quindi entro giugno 2022, di emanare un decreto che definisse i principi per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, e poi nei successivi 6 mesi, quindi in teoria entro dicembre 2022, le regioni avrebbero dovuto recepire questi principi, adottare, definire, individuare le proprie aree idonee per l'installazione di impianti FER. Così come anche si aspettava un decreto con il burden sharing, cosiddetto burden sharing, che va a definire la ripartizione della potenza installata fra le regioni a seconda delle peculiarità territoriali. Questi decreti non sono ancora arrivati, è in discussione, si è un livello piuttosto avanzato adesso della discussione per quanto riguarda il tema delle aree idonee, e questo è utile. I decreti sulle aree idonee sono utili perché in quelle aree lì poi diciamo il beneficio dovrebbe essere quello di un'accelerazione notevole sulla installazione di impianti a fonti rinnovabili, perché si parla di tempistiche ridotte di 1/3 rispetto a quelle ordinarie. Ovviamente il fatto che un impianto sia collocato in un'area idonea non esclude che le altre aree siano, non significa che le altre aree siano identificabili come aree non idonee a prescindere, anche questo diceva il 199. Per quanto riguarda poi le semplificazioni ulteriori che sono intervenute dal primo dei decreti che vado a citare oggi, è DL 17/2022, DL Energia così nominato, va ad estendere un po' quelle che sono le fattispecie in cui ricadono l'installazione di impianti in DILA, dichiarazione di inizio lavori asseverata, in PAS, procedura abilitativa semplificata, e sono appunto 2 delle modalità autorizzative degli impianti, e si va a includere anche alle opere necessarie in caso di interventi di modifica non sostanziale che determinano un incremento della potenza installata. Si può andare in DILA senza che però ci sia un incremento dell'area occupata. Si va in procedura abilitativa semplificata invece per gli impianti, per l'autorizzazione di impianti flottanti su bacini fino a 10 megawatt, includendo anche le opere di connessione. Un provvedimento importante riguarda quello sull'autoconsumo, ed è stato effettivamente esteso la possibilità di usufruire, realizzare una fattispecie di autoconsumo anche a distanza, laddove appunto un'unità di produzione sia distante dall'utenza dell'edificio o in sito diverso, e quindi purché la connessione sia diretta e dentro massimo 10 km. Sono state introdotte ulteriori deroghe al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti collocati in area agricola, fotovoltaici collocati in area agricola, e queste deroghe sono stabilite per gli impianti agrivoltaici, che sappiamo essere gli impianti che coordinano, in base anche alle linee guida emanate dal MASE, per cui c'è ancora in corso un dibattito normativo, impianti fotovoltaici che coordinano la produzione di energia con quella agricola, secondo determinati requisiti.
e questa deroga, quindi la possibilità di accedere agli incentivi, è prevista per gli impianti agrivoltaici, ma anche per gli impianti flottanti che si realizzino su superfici bagnate e invasi. Sono state ampliate le aree idonee definite di default, perché il 199 all'articolo 20,8 va a definire quelle che nelle more della definizione, l'emanazione del decreto che citavo prima, per cui siamo in ritardo di definizione delle aree idonee, comunque ci dà delle indicazioni su quelle che possono essere ad oggi già classificate come idonee, quindi con connessi benefici. Il DL 17 va a ampliare queste casistiche, le estende ad esempio ad aree agricole entro un perimetro i cui punti distinano più di 500 metri da zona di destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi siti di interesse nazionale, cave miniere, aree incluse tra le aree idonee le aree interne impianti industriali e stabilimenti, aree agricole nel perimetro che non disti oltre i 500 metri dal medesimo impianto stabilimento, aree adiacenti alla rete autostatale entro 300 metri e siti in cui sono già presenti impianti oggetto di modifica sostanziale anche con aggiunta di accumulo non superiore a 8 MW per ogni megawatt di potenza. Ulteriore semplificazione del DL Energia per quanto riguarda il fotovoltaico sui tetti, per impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, si va in edilizia libera purché siano questi impianti integrati e non visibili dagli spazi pubblici e punti panoramici, quindi non è necessario poi nessun atto autorizzativo per l'installazione di questi pannelli. C'è l'eccezione degli impianti che siano installati in aree o immobili classificati come interesse pubblico, e per questi si va con un'autorizzazione classica dalla parte dell'autorità competente ad esprimersi su questa specifica casistica. È stato esteso anche il modello unico come potenza, originariamente era previsto per fino a 50 kW per impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, ovvero la possibilità per il produttore di installare questi impianti sul tetto dell'edificio con una modalità diciamo semplificata, avvalendosi di questo unico modello che poi rilascia tutti i compiti di connessione autorizzativi al gestore di rete. Quindi diciamo questa modalità semplificata è stata ampliata coinvolgendo anche impianti fino a 200 kW rispetto alla precedente versione. E poi sono state un po' ridefinite le soglie per quanto riguarda l'accesso alle procedure autorizzative in aree idonee, la costruzione e esercizio di impianti fotovoltaici e opere connesse senza variazione dell'area, potenziamento, rifacimento integrale e ricostruzione sono soggette a DILA, dichiarazione di inizio lavori asseverata, fino a 1 MW e su aree nella disponibilità del proponente. Si va in pass tra 1 MW e 10 MW e in autorizzazione unica oltre 10 MW. Poi c'è stato il DL Aiuti, che è il DL 50 del 2022, che ha introdotto anche questo diverse novità, va a considerare addirittura idonee tutte quelle aree che non siano diciamo nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, quindi ci dà un'importante mano nel senso di definire quelle che nelle more sono le aree idonee a installare impianti a fonti rinnovabili, e ci dice che tutte quelle che sono tutte le aree che non ricadono in questi perimetri qui tutelati, i beni tutelati e nella fascia di rispetto relativa a questi beni sono aree da classificarsi come idonee. Va considerato poi che la fascia di rispetto originariamente era stata posta, quindi una sorta di buffer zone, come 7 km per l'eolico e 1 chilometro, se non ricordo male, per il fotovoltaico, è stata ridotta dal DL Governance PRR, quindi i beni e il perimetro, i beni tutelati e il perimetro di 3 km per gli eolici intorno a questi beni e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici sono aree in cui non si può installare, ma le altre sono idonee, quindi c'è una fascia di rispetto che viene ridotta, dando comunque appunto tutta una residualità di aree notevole in cui è possibile installare come idonei impianti a fonti rinnovabili. Sono state introdotte disposizioni in tema di via statale, in particolare nei procedimenti di autorizzazione impianti a fonti rinnovabili, se il progetto è sottoposto a via di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri che siano adottate in caso di pareri discordanti tra pubbliche amministrazioni sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento della via, secondo alcuni termini anche temporali. E poi ci sono delle semplificazioni anche per le rinnovabili nel settore agricolo, per cui alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti sui tetti anche aventi potenza eccedente il consumo medio anno di energia.
Andiamo invece poi a quello che è il provvedimento più recente, il DL 13/2023, convertito già in legge, il DL Governance PNRR, che in questa slide ad esempio va a introdurre alcune ulteriori semplificazioni e deroghe per le comunità energetiche. Sappiamo devono comunque avere dei requisiti da rispettare. In questo caso ad esempio viene stabilito che per l'Agenzia del Demanio c'è la possibilità di costituire comunità energetiche anche in deroga al limite di potenza del singolo impianto di 1 megawatt. C'è poi la possibilità per le comunità energetiche costituite da determinati soggetti che operano nell'ambito agricolo, vediamo PMI agricole, Coop agricole, Coop loro consorzi, di derogare sempre al limite di potenza a rispetto di determinati requisiti, e inoltre possono anche derogare alla condivisione del limite dell'energia entro il limite della stessa cabina primaria. E poi ovviamente poi c'è l'ultimo provvedimento sempre sulle CER, quello che per cui fino al 31 dicembre 2025 gli enti locali titolari di interventi che siano ricadenti nel PNRR per le fonti rinnovabili e le comunità energetiche nello specifico possono affidare in concessione aree e superfici nella propria disponibilità per la realizzazione di queste configurazioni. Le ulteriori semplificazioni che possono essere citate di questo DL Governance PNRR riguardano anche il fotovoltaico a terra e le opere connesse che possono essere classificati come liberamente installabili se ubicati in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche, lotti di scariche chiusi, ripristinati, o in cave o lotti di cave che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento, con possibile intervento della sovrintendenza laddove di competenza entro determinati vincoli temporali. Ancora per quanto riguarda il fotovoltaico sugli edifici, viene introdotta anche qui la possibilità del silenzio assenso in caso di necessità di intervento della sovrintendenza, che è chiamata per gli impianti fotovoltaici e termici su edifici in centro storico, è chiamata laddove di competenza ad esprimersi, lo deve fare entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, e se non si esprime l'autorizzazione si intende rilasciata e immediatamente valida. Sono state poi modificate alcune disposizioni per quanto riguarda i rifiuti ai fotovoltaici, che in particolare prevede per i soggetti che abbiano scelto di aderire a un sistema collettivo per versare le quote, per versare poi la somma per lo smaltimento dell'impianto fotovoltaico, è prevista quindi la possibilità di versarla, questa somma, di razionarla nel periodo massimo di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto. Sappiamo che ad oggi la possibilità cioè lo smaltimento dell'impianto deve avvenire, in particolare se incentivato in conto energia, deve avvenire entro nel rispetto di determinati requisiti, determinate regole, e scegliendo se versare una quota che il GSE trattiene per lo smaltimento negli ultimi 10 anni di vita, oppure se aderire ad un sistema collettivo che privatamente appunto poi gestisce lo smaltimento dell'impianto. Questo DL PNRR ci dà la possibilità se si sceglie un sistema collettivo e di non versare la quota al GSE per poi garantire lo smaltimento dell'impianto, di fare questo pagamento nel periodo di 5 anni. Il DL PNRR continua, tra le varie semplificazioni, a disciplinare in questo caso anche le fattispecie di soglie per il fotovoltaico per l'esperibilità della VIA. In particolare viene previsto un aumento di soglie minime per questi impianti superate le quali scattano le procedure di via statale o la assoggettabilità a via regionale. In particolare la via statale è stabilito che per impianti fotovoltaici di potenza sia applicabile per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW, il limite previgente per la maggior parte delle fattispecie era 10 MW.
Lo screening regionale, ovvero appunto la verifica di assoggettabilità a via regionale, scatta per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW. Anche qui invece il limite era 1 MW, quindi c'è un miglioramento di questa, diciamo, uno snellimento di queste procedure autorizzative a determinate soglie. Il beneficio però scatta se l'impianto si trova nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo che citavo prima, ovvero quello che identifica le aree idonee nelle more dell'individuazione poi del MASE, dei principi e delle regioni nel dettaglio delle aree idonee. Quindi c'è l'articolo 20,8 del 199 2021. E un altro requisito è che l'impianto si trovi nelle aree, in zone e aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, discariche, lotti di ricarica, cave, lotti e porzioni di cave. Negli altri casi l'impianto non deve essere situato nelle aree che sono già state definite come non idonee, senza il DM 10 settembre 2010. Sono poi state introdotte altre semplificazioni che riguardano il fotovoltaico su aree agricole e in particolare una sorta di agrivoltaico che definivo prima come in termini generali. Infatti gli impianti che siano fotovoltaici collocati in aree agricole, se sono fuori da aree protette o vincolate, vengono considerati manufatti strumentali di attività agricola e quindi liberamente installabili. Questo è sicuramente una semplificazione molto interessante, al verificarsi delle condizioni però elencate in questa slide, ovvero che i pannelli siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a 2 metri dal suolo, senza fondazioni in cemento e comunque difficilmente amovibili. E il secondo requisito è che le modalità realizzative prevedano la loro compatibilità e integrazione con le attività agricole, irrigazione, protezione, ombreggiatura, e quindi insomma strutture che dimostrino una certa compresenza della produzione energetica, ma comunque garantendo la continuità delle attività agricole. Diciamo che ulteriori semplificazioni, sempre del DL PNRR, riguardano poi le aree idonee. Ci dicono che nelle more dell'individuazione dei decreti che dicevo prima vengono classificate idonee le aree in cui sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione con accumuli, purché non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%, con alcune eccezioni per impianti fotovoltaici collocati nelle aree, diciamo, inserite ad esempio nel numero 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199. E la fascia di rispetto, come dicevo prima, è stata ampliata, è stata ridotta, chiedo scusa, diciamo che per gli eolici è stata ridotta da 7 a 3 km, per i fotovoltaici da 1 km a 500 metri, si è passata, parlo per fascia di rispetto al bene tutelato, e quindi tutto il resto è area idonea. Un'importante precisazione da questo decreto, perché prima l'interpretazione non era proprio chiarissima. Ora in questo decreto è stato chiarito che tutte quelle aree che sono state definite da questi provvedimenti di semplificazione devono essere tenuti in considerazione dalle regioni quando poi andranno a individuare le proprie aree appunto idonee nell'attività successiva a quella della definizione dei principi del MASE. Quindi queste semplificazioni e queste aree classificate come idonee in queste slide devono essere tenute in considerazione dalle regioni. È stata poi stabilito che per la conferenza dei servizi c'è la possibilità di avvalersi della conferenza semplificata con essi benefici fino al 30 giugno 2024 per quanto riguarda appunto le autorizzazioni che includano un intervento della conferenza dei servizi. Quindi ci sarà una modalità semplificata e la possibilità di farlo fino al 30 giugno 2024 per le fonti rinnovabili. Sono state poi introdotte anche delle possibili esenzioni dalla valutazione di impatto ambientale fino al 30 giugno 2024 per una serie di impianti sempre collocati in aree idonee al momento definite così, e queste esenzioni via vanno ad impattare i progetti di impianti fotovoltaici fino a 30 MW, inclusi accumuli e infrastrutture connesse, impianti per lo stoccaggio, impianti interessati al rifacimento, potenziamento integrale di ricostruzione
purché a valle degli interventi si rispetti la potenza, si rientri nella soglia di 50 MW, interventi di repowering di impianti eolici esistenti che non prevedano variazione dell'area occupata con potenza complessiva fino a 50 MW, anche qui a valle dell'intervento, impianti offshore, ferro offshore fino a 50 MW, inclusi nel piano di gestione dello spazio marittimo. Purtroppo anche questo piano siamo in attesa dell'emanazione ed è un piano di gestione dello spazio marittimo comunque molto rilevante come determinazione, perché andrà a individuare un po' quelle che sono le aree idonee invece per lo sviluppo delle tecnologie appunto offshore, ma essendo mancante, insomma, quindi questo provvedimento, almeno in questo comma qui, è diciamo ancora diciamo inattuabile. E l'esenzione ovviamente opera solo per i progetti che ricadono nelle aree definite dall'articolo 20 del decreto legislativo 199. O che siano contemplate nei piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica. È stato anche qui ridotto un po' l'ambito operativo del MIC, del Ministero della Cultura, e che sarà diciamo nel procedimento unico di autorizzazione previsto l'intervento solo quando sono interessate aree vincolate e non anche in progetti interessino aree contermini, ovvero aree definite come diciamo limitrofe, confinanti. Poi c'è l'autorizzazione unica, la semplificazione che diciamo riduce un po' le tempistiche, se vogliamo, del provvedimento di autorizzazione unica, che è appunto stabilito in 90 giorni se il progetto è in area sottoposta a vincolo culturale o paesaggistico, quindi deve concludersi in 90 giorni. Se invece non c'è diciamo questo tipo di esigenza, si deve concludere entro 60 giorni al netto appunto delle tempistiche necessarie per i procedimenti di valutazione ambientale. E si va poi alle ultime semplificazioni di DL Governance, che sono quelle appunto riguardano la PAS e quindi le possibilità di far sì che in presenza appunto di questo tipo di procedura autorizzativa si perfezioni l'autorizzazione anche con un silenzio-assenso, e ci spiega questo riferimento normativo come in quale modalità deve essere attuato, sia diciamo legando la copia della dichiarazione presentata e la domanda autorizzativa con l'elenco dei progetti a corredo, l'asseverazione del professionista e tutta una serie appunto di atti predefiniti. E con questa introduzione, questa precisione normativa, è stabilito che decorsi 30 giorni dall'invio della dichiarazione entro i quali il Comune può bloccare l'intervento, il proponente poi trasmette copia decorsi questi giorni senza che il Comune sia intervenuto, copia della dichiarazione per la pubblicazione sul bollettino della Regione in cui verrà realizzato il progetto. E poi ci sono le semplificazioni finali per quanto riguarda gli eolici impianti eolici di piccola taglia fino a 20 kW potranno appunto essere autorizzati anche qui con una procedura piuttosto snella, semplificata, al rispetto di questi, ad eccezione ovviamente delle aree protette di siti Natura 2000, quindi con una procedura autorizzativa senza necessità di appunto grossi adempimenti, e quindi anche queste sono semplificazioni interessanti. Per andare un po' più veloce, adesso farei un quadro regolatorio delle comunità energetiche e concludere poi così il mio intervento. Anche qui sulla scia di quanto detto finora, sul tema specifico delle comunità energetiche abbiamo visto dal 2019 svilupparsi diverse emanazioni normative. Siamo partiti da una configurazione introdotta da fine 2019 e quindi poi attuata nel 2020, una configurazione sperimentale delle comunità energetiche che appunto prevedeva una serie di vincoli per cui ad oggi non sono sviluppate in modo così corposo in Italia, però è stata appunto una configurazione sperimentale che poi diciamo dovrebbe essere superata dal 199 e soprattutto dai decreti che mancano a livello di incentivi e poi quindi dalle regole tecniche GSE che sono in corso di emanazione. C'è stata una consultazione recente proprio su queste regole tecniche, dovranno essere emanate. Ovviamente si attende il decreto anche del MASE per quanto riguarda gli incentivi di comunità energetiche.
Quali sono le opportunità? Ovviamente se ne sta parlando molto e sono ben note, sono diverse, in particolare ne abbiamo rappresentate alcune in questa slide, sono ovvero quelle di la possibilità di diventare dei membri delle comunità e beneficiare della ripartizione dei contributi economici, quindi alleggerire anche il peso della bolletta. Si può mettere a disposizione i propri spazi, ad esempio un edificio, un terreno per installazione di impianti che siano a disposizione della CER, utilizzati dalla CER, e quindi non necessariamente essere membro della CER, e si può mettere a disposizione dei propri impianti di fonti rinnovabili e poi stabilire delle remunerazioni o fare degli accordi con la CER per ottenere una remunerazione appunto per questa disponibilità dell'impianto. Sappiamo che il decreto 199 ha stabilito dei criteri su cui poi la normativa dovrà adeguarsi, e tra i più importanti sono sicuramente quelli più significativi, la possibilità, come dicevo, di intanto dei soggetti che possono farne parte. Nella configurazione sperimentale c'erano alcuni limiti, alcune, poca chiarezza anche sulla possibilità di alcuni soggetti di farne parte. In questo senso il 199 attribuisce i poteri di controllo solo ad alcune specifiche categorie che sono lì identificate nella slide: persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, e in questo include amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, terzo settore, protezione ambientale, oltre a tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel relativo indice Istat. Questo per quanto riguarda i requisiti, cioè i soggetti che possono avere poteri di controllo della CER, ma poi tutti gli altri possono farne parte. Adesso vedremo poi come il GSE tradurrà alcuni vincoli che ci sono già ancora nella configurazione sperimentale, ad esempio l'impossibilità ad oggi delle imprese di produzione di energia, produzione e vendita di energia, di far parte delle comunità energetiche. Questo è un limite della configurazione sperimentale, vediamo come si gestirà in questa nuova fase. Un altro importante novità è quella che dicevo qualche slide fa, è relativa alla possibilità di passare come limite del singolo impianto che fa parte della CER da 200 kW a 1 MW, quindi un notevole miglioramento, una notevole estensione di soggetti potenziali e della quantità di energia condivisa in potenza in proporzione molto maggiore rispetto a quella attualmente prevista dalla configurazione sperimentale all'interno della CER. E poi la possibilità di far parte di una CER facendo riferimento non più alla cabina secondaria di trasformazione a bassa tensione e media tensione, ma alla cabina primaria trasformazione alta tensione e media tensione, ovvero un perimetro notevolmente più ampio, perché se consideriamo che in Italia ci sono circa poco più di 2000 cabine primarie, insomma possiamo fare dei ragionamenti già che vanno a includere territorialmente sotto un'unica CER anche più comuni in alcuni territori, o sicuramente grandi quartieri, grandi aree di una città, di una metropoli. Quindi queste sono un po' le novità più importanti che immaginiamo andranno ad impattare notevolmente allo sviluppo, a favorire notevolmente lo sviluppo di ricerca, a grande interesse degli operatori. Ovviamente a livello normativo mancano gli incentivi, vediamo come si svilupperà nei prossimi giorni. Ovviamente possono farne parte solo alcuni solo impianti di produzione, ovviamente alimentari e fonti rinnovabili, e ci dà una definizione il GSN, le regole attualmente in vigore, di quali sono questi impianti. Qui c'è invece rappresentato uno schema di quella che potrebbe essere una possibile configurazione, che può includere diversi soggetti, ad esempio una struttura alberghiera, un impianto collocato in banchina del porto, un'abitazione collocata nel perimetro, un edificio della pubblica amministrazione, un impianto agrivoltaico, perché no, purché si rispettino appunto il perimetro della cabina primaria e il megawatt di potenza per singolo impianto. E vediamo che quella che viene valorizzata in termini di incentivo è l'energia condivisa, laddove per condivisione si considera il valore minimo su base oraria tra l'energia immessa dagli impianti di produzione di fonti rinnovabili e energia prelevata dai membri della CER. Quindi c'è un'importante valorizzazione e anche ovviamente una serie di opportunità di integrazione a livello territoriale, diversi edifici e benefici ovviamente di varia natura che vediamo appunto possono essere economici per una serie di motivi, incentivo, ovviamente i benefici dell'autoconsumo
ovviamente e risparmio in bolletta, le detrazioni fiscali, ci sono ovviamente i benefici ambientali, che il fatto che si occupi meno suolo, magari si possano recuperare aree abbandonate, eccetera, e ci sono poi benefici sociali, il ruolo del consumatore che diventa prosumer, si emancipa e diventa prosumer, produttore e consumatore, e quindi c'è un punto di vista agevolato, un accesso agevolato al mercato, un'altra serie di benefici sociali, tra cui anche il contrasto alla povertà energetica, lo sviluppo di diversi modelli, integrazione territoriale. Per la realizzazione di queste comunità energetiche, diciamo, qui rappresentiamo una serie di passaggi che vanno dall'individuazione dell'area all'aggregazione dei partecipanti, la stipula del contratto, e la CER è un soggetto di diritto autonomo e poi si dovrà definire un soggetto delegato che gestirà le partite economiche col GSE, si realizzano gli impianti, e anche ovviamente si ottengono le autorizzazioni relative a questi impianti, si richiedono gli incentivi e poi ovviamente gli incentivi vengono erogati. Questo è un po' lo step veramente di sintesi. Lascerò comunque le slide agli atti per poter insomma consultare più nel dettaglio. Sto cercando di guardare anche, diciamo, l'orologio per non sforare troppo con il tempo che mi è stato assegnato. In ultimo, veramente a termine del mio intervento, vado a riassumere un po' quelli che sono ad oggi gli elementi chiave del decreto in discussione, in approvazione a livello europeo, al vaglio della Commissione europea, sui meccanismi incentivo per le comunità energetiche. Ad oggi sappiamo che i beneficiari, appunto dicevo, sono impianti di potenza fino a 1 megawatt con le deroghe del Ministero della Difesa, autorità portuali, agenzia del demanio, che siano entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 199 del 15, quindi dopo il 15 dicembre 2021, impianti ubicati sotto il perimetro della stessa cabina primaria e costituite già alla data di presentazione della domanda di incentivo. La tipologia di incentivo è una tariffa incentivante erogata per 20 anni sulla quota di energia condivisa, calcolata, come vi dicevo io prima, le tariffe più o meno sembrano essere abbastanza simili a quelle attuali, con uno schema un po' differente che va a diciamo, suddividerle per soglie di potenza degli impianti, quindi insomma ad ancorare anche una quota parte al prezzo zonale, anche per evitare, diciamo, per quello che è successo anche in termini di aumento dei prezzi di energia, per cercare di regolamentare anche un po' una sorta di tetto a questo incentivo, comunque attestarlo più o meno a quello che è stato della configurazione sperimentale, che ricordiamo è di 110 euro megawattora per le comunità energetiche, appunto con in aggiunta un corrispettivo unitario dell'ARERA di circa 8 euro, insomma, megawattora. La remunerazione, l'energia prodotta e messa in rete resta nella disponibilità del produttore con la facoltà di cessione a GSE, e poi ci sono delle maggiorazioni, dimenticavo di dire, che vanno a valorizzare ulteriormente con un premio di 4 euro megawattora per le regioni del centro e di 10 euro megawattora per le regioni del nord. E poi c'è la possibilità di cumulare gli incentivi con i contributi in conto capitale del PNRR nella misura massima del 40%. Ovviamente questo decreto incentivante andrà a definire anche quelli che sono i fondi per il PNRR, i cui beneficiari sono, ricordiamo, le CER inserite in sistemi consumo collettivo da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La tipologia dei contributi è in conto capitale, sono finanziati fino a 2,2 miliardi e l'obiettivo è realizzare 2 gigawatt di comunità energetiche in questi specifici territori. Le altre previsioni di interessi sono quelle che riguardano la possibilità di chiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti. Il GSE svolgerà attività di monitoraggio e poi entro 30 giorni devono essere emanate le regole tecniche del GSE e le regole, queste qui, dovranno ovviamente definire anche quelli che sono i ruoli e i compiti ad esempio del soggetto referente, che è il soggetto un po' di raccordo, la figura di raccordo che gestisce un po' anche i rapporti col GSE ed è stato ammesso anche dall'ARERA tramite appunto l'emanazione del testo integrato sull'autoconsumo diffuso, che sia anche un soggetto terzo, quindi esterno alla comunità energetica. Questa è un'apertura molto molto importante che il GSE poi tradurrà anche in termini di individuazione delle garanzie patrimoniali e non solo, che dovrà avere questo soggetto nelle prossime settimane. C'è stata una consultazione di recente. Con questo io ho terminato il mio intervento
tolgo la condivisione delle slide. Bene, allora ringraziamo il dottor Scipioni. Se ci sono delle domande, potete, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, abbiamo il microfono. Magari faccio io una domanda e poi, ma lei diceva appunto all'inizio dell'intervento, parlava che il decreto appunto FER doveva uscire nel 2022, adesso è al vaglio della Comunità Europea se non erro, e quindi come tempistiche quando potrà uscire, ecco, dato che ci sono molte aziende che immagino vogliono sapere. Certo, questo sulle comunità energetiche, sicuramente siamo a uno stato abbastanza avanzato, quindi ci aspettiamo magari di vederlo a breve, veramente insomma nel giro di poco tempo. Abbiamo già atteso molto, quindi sicuramente magari auspicabilmente nei prossimi 2 o 3 mesi, speriamo. Io però ovviamente non posso garantire che questo avverrà, ma insomma auspicabilmente abbiamo già siamo già, ripeto, come detto, ad un livello avanzato di redazione di questo decreto a livello europeo, quindi è in approvazione. Non credo le tempistiche siano ormai lunghissime. Il GSE si è mosso già per fare la consultazione sulle regole tecniche, l'ARERA ha già emanato il TIAD, quindi diciamo che siamo un po' tutti pronti, ecco. Bene, allora la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie mille. Buon proseguimento. Grazie. Passo quindi la parola al dottor Gervasio Ciaccia di ARERA. Ci sente, dottor Ciaccia? Ah, ok, ecco, adesso la vediamo. Perfetto. Sì, io vi sento. Mi Benissimo. chiedevo se la presentazione era tutto schermo o meno. Sì, la vediamo. Bene, allora benvenuto e le passo subito la parola. Prego. Allora, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Allora, sono Gervasio Ciaccia, responsabile dell'unità energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili dell'Autorità per l'Energia, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, e appunto gestisco l'unità che si occupa fondamentalmente di fonti rinnovabili e in particolare, diciamo, nel caso specifico della regolazione relativa alle comunità energetiche. Il testo regolatorio che disciplina appunto la regolazione delle comunità energetiche, più in generale dell'autoconsumo diffuso, è il testo integrato autoconsumo diffuso, TIAD. E oggi appunto vedremo un po' nel dettaglio quali sono le configurazioni che rientrano sotto la dizione di autoconsumo diffuso. In generale si parla di diciamo, comunità energetiche, ma in realtà non necessariamente bisogna fare una comunità energetica, cioè ci sono anche altre fattispecie, altre configurazioni che possono essere fatte e che magari sono più idonee in determinate circostanze. Allora, partiamo da un aspetto. Storicamente noi eravamo, diciamo, abituati a immaginare l'autoconsumo come un autoconsumo fisico o più banalmente diciamo chiamato autoconsumo sotto pod, cioè in cui l'impianto di produzione fondamentalmente era collegato tramite un collegamento diretto e privato all'impianto d'utenza, tipo l'utenza condominiale, e poi quindi l'energia dapprima entrava, cioè veniva autoconsumata e il surplus di produzione finiva in rete e veniva contabilizzato come energia eccedentaria. Quindi l'autoconsumo sotto pod era caratterizzato dal fatto che fondamentalmente per poter fare autoconsumo era necessario che l'impianto di produzione fosse fisicamente collegato all'utenza in consumo. Adesso invece il modello di autoconsumo diffuso, che è quello che vedete a destra della slide, è un modello nel quale non c'è la necessità della connessione fisica
tra l'impianto di produzione e l'impianto di consumo, ma il collegamento avviene per il tramite della rete pubblica, quindi è l'energia elettrica che viene immessa nella rete pubblica, che poi viene utilizzata dal GSE al fine di contabilizzare quanta di quella quota di energia elettrica immessa ha effettivamente determinato un beneficio in termini di autoconsumo. E quindi questo viene fatto fondamentalmente accedendo all'impianto di produzione e alle utenze di consumo e calcolando per ciascuna ora il minimo fra l'energia elettrica immessa dagli impianti che fanno parte della configurazione e l'energia elettrica prelevata dalle utenze che fanno parte della configurazione. Quindi anche da un punto di vista temporale, se l'autoconsumo sotto pod era un qualcosa che guardava fondamentalmente all'autoconsumo istantaneo o più correttamente all'autoconsumo diciamo basato su 5 millesimi di secondo, il tempo necessario fondamentalmente al misuratore per rilevare l'impulso dell'energia che è transitata dal contatore. Nel caso invece dell'autoconsumo diffuso è come se, anche se ci sono stati all'interno dell'ora dei transiti di energia all'interno del sistema, e di fatto io vado a sommare le energie e a fare un bilancio che ha come intervallo di tempo l'ora stessa. Quindi indipendentemente magari che nel minuto 1 c'è stata un'immissione, nel minuto 2 c'è stato un prelievo, all'interno della stessa ora quell'energia viene contabilizzata come se fosse un'energia scambiata tra l'impianto di produzione e le utenze che fanno parte diciamo della configurazione di autoconsumo diffuso. Come vedete da questa slide, sia le utenze che fanno parte diciamo, del condominio A e le utenze che fanno parte del condominio B sono tra di loro interconnesse per il tramite della rete pubblica e compartecipano entrambe alla diciamo, definizione di quello che è il sistema di autoconsumo diffuso. Vedremo poi nel seguito le varie configurazioni, nel senso che non sempre tutto questo è fattibile, ci sono una serie di vincoli che venivano citati anche nella presentazione precedente, relativi ad esempio al fatto che le varie utenze e anche gli impianti devono sottostare sotto la stessa cabina primaria per poter godere dei benefici relativi alla valorizzazione dell'autoconsumo diffuso. Vedremo anche che in realtà ai fini della partecipazione a una determinata configurazione il vincolo non è quello relativo alla cabina primaria, ma il vincolo è relativo alla zona di mercato. Quindi abbiamo dapprima un vincolo sulla zona di mercato, inteso come vincolo che serve a individuare i soggetti che possono partecipare alla configurazione, e poi abbiamo un vincolo invece relativo alla cabina primaria che va a selezionare diciamo, l'energia che gode del beneficio dell'autoconsumo. Quindi l'energia autoconsumata viene calcolata come bilancio fisico a livello orario sotto la stessa cabina primaria. Se ci sono utenti di quella configurazione che non sottostanno nella stessa cabina primaria, l'energia diciamo prelevata o immessa da questi utenti non partecipa alla definizione, al calcolo dell'energia autoconsumata. Andando avanti, per quanto riguarda l'autoconsumo sotto pod, esiste una regolazione definita da 3 testi integrati, che sono il testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo, che si applica a tutti i sistemi diciamo, caratterizzati dal fatto che ci sono uno o più unità di produzione connesse fisicamente tramite un collegamento privato ad una o più unità di consumo. Poi c'è il testo integrato delle cooperative, che va a fotografare una particolare fattispecie di configurazioni, quali le cooperative storiche, che si sono costituite diciamo, nel periodo prima e successivamente alla guerra, e che erano state esonerate dalla nazionalizzazione quando a livello italiano si è deciso di costituire l'ente nazionale elettrico, cioè l'Enel è inteso come ente pubblico. E poi c'è il testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi, che serve per disciplinare la regolazione relativa a particolari fattispecie, che sono i sistemi di distribuzione chiusi, banalmente delle strutture abbastanza complesse, delle vere e proprie reti nelle quali avviene un'attività di distribuzione che diciamo, per semplicità potremmo immaginare come la rete di un aeroporto o la rete di una vasta area industriale o la rete di
di un porto, quindi un sistema nel quale ci sono una serie di utenti e in realtà l'energia elettrica ai vari utenti è distribuita tramite una rete che non è gestita da un soggetto concessionario come può essere a reti e distribuzione, una reti e via discorrendo, ma da un soggetto privato che ad esempio nel caso dell'aeroporto è il gestore dell'aeroporto stesso. Per quanto riguarda invece l'autoconsumo diffuso, il testo integrato è il TIAD, non esce l'animazione. Che adesso vedremo. Quindi andando avanti, ecco qui. Il testo integrato dell'autoconsumo diffuso si basa su un modello regolatorio che abbiamo definito virtuale, in quanto fondamentalmente, come si diceva all'inizio, non necessita della realizzazione di elementi fisici che determinano l'interconnessione fra le utenze in prelievo e le utenze in consumo e tra l'altro non necessita neanche dell'installazione di apparecchiature di misura nuove. Quindi fondamentalmente questo modello e queste configurazioni si vanno a costituire a livello di GSE senza che però ci siano degli investimenti ulteriori che devono essere fatti dai soggetti proponenti al fine di connettere direttamente gli impianti di produzione agli impianti di consumo. Nel momento in cui c'è un impianto di produzione, ci sono dei siti di consumo e ci sono le caratteristiche da un punto di vista di localizzazione per poter costituire una comunità energetica o un'altra diciamo configurazione di autoconsumo diffuso, questo lo si fa senza che ci siano, bisogna sostenere dei costi diciamo infrastrutturali che potrebbero costituire delle barriere all'ingresso. Quindi fondamentalmente all'interno di una comunità energetica oppure di un'altra delle configurazioni di autoconsumo diffuso rientrano tutte quelle utenze che sono allacciate alla rete elettrica, quindi basta la connessione alla rete elettrica, basta avere il misuratore di energia che scambiata con la rete elettrica e sulla base di questi elementi si può partecipare a una configurazione di autoconsumo diffuso. Quindi non ci sono costi infrastrutturali. Il cliente finale e il produttore mantengono la propria autonomia all'interno del sistema elettrico, quindi non ci sono dei vincoli tali per cui, come ad esempio nel caso del sistema semplice di produzione e consumo, sia una black box e per l'energia elettrica, cioè io sono costretto ad acquistare l'energia elettrica prodotta da quell'impianto in relazione alla quota parte di energia elettrica che non transita sulla rete pubblica. Quello che succede è che fondamentalmente il cliente finale continuerà ad avere, a pagare la bolletta per la propria bolletta per il 100% dell'energia elettrica prelevata, il produttore produrrà dell'energia, la immetterà in rete e su quell'energia deciderà come vendere quell'energia, se venderla al libero mercato, se venderla tramite accedenti il ritiro dedicato, se venderla fuori dal mercato con una contrattazione bilaterale. E quindi da questo punto di vista quello che fa il produttore, quello che fa il cliente finale è indipendente dal fatto che entrambi sono all'interno di una stessa configurazione di autoconsumo collettivo. Il GSE a valle delle emissioni, quindi a consuntivo, quello che fa è di prendere i dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle singole utenze che partecipano alla configurazione di autoconsumo collettivo e di fare il calcolo del bilancio orario, calcolando il minimo tra le due e su questo minimo erogherà il corrispettivo di valorizzazione dell'autoconsumo previsto dall'autorità e per la quota parte relativa agli incentivi, cioè quindi se ci sono impianti incentivati e se la produzione di quegli emissioni in rete di quegli impianti incentivati rientra all'interno della quota di energia autoconsumata, di fatto erogherà l'incentivo su quell'energia. Quindi vedete che è un sistema che di fatto permette comunque al singolo cliente finale di poter operare all'interno del mercato in maniera autonoma e indipendente da quello che fanno gli altri membri della comunità energetica o gli altri membri della configurazione di autoconsumo collettivo. Quindi piena libertà, piena autonomia e conseguentemente piena possibilità di poter entrare e uscire dalla configurazione quando si vuole, senza avere delle barriere all'ingresso. Quindi le caratteristiche di questo modello virtuale permettono di modificare in maniera abbastanza celere e semplice le proprie scelte, quindi ciascuno può entrare in una configurazione, poi a un certo punto si rende conto che in realtà le cose non vanno bene oppure vanno benissimo, può decidere se uscirne o meno.
permette una grande trasparenza e flessibilità sia in termini di gestione del sistema sia in termini di visione di tutto quello che sta succedendo, permette di valorizzare lato diciamo regolatorio, l'autoconsumo in funzione della miglior stima del beneficio che l'autoconsumo stesso dà, e quindi da questo punto di vista il corrispettivo, cioè la valorizzazione dell'autoconsumo può essere aggiornata nel tempo valutando effettivamente il beneficio che questo autoconsumo dà al sistema elettrico, e garantisce flessibilità ai gruppi di autoconsumo collettivo e alle comunità che possono organizzarsi come meglio ritengono, e quindi anche diciamo, i vari modelli di business che possono essere utilizzati all'interno di queste configurazioni sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti, e quindi sono affetti da un'enorme flessibilità. Ognuno può decidere di fare la propria struttura contrattuale che ritiene, e anche di compartecipazione agli investimenti, che ritiene più idonea a seconda della pletora di soggetti che decidono di partecipare all'interno di queste configurazioni. Anche la remunerazione che viene erogata dal GSE di fatto viene erogata al soggetto referente, e poi le modalità con le quali questo soggetto referente la ripartisce all'interno dei singoli membri della comunità sono anch'essi diciamo, oggetto di di accordi tra le parti basati su contratti di diritto privato. Qui riportavo un esempio diciamo, di che cosa succede all'interno di un gruppo di autoconsumatori di energia che agiscono collettivamente. Di fatto è la tipica struttura del condominio. Come sapete bene, in passato, quando c'era l'autoconsumo sotto pod, non era possibile far sì che il pannello fotovoltaico realizzato sul tetto del condominio venisse utilizzato per condividere l'energia elettrica tra tutti i condomini, perché appunto ogni condomino aveva il proprio pod, quindi l'energia elettrica transitava direttamente sulla rete pubblica. L'autoconsumo sotto pod si poteva fare immaginando cioè collegando l'impianto di produzione a uno dei pod del condominio, e quindi tendenzialmente veniva associato all'utenza condominiale. Con invece il meccanismo dell'autoconsumo diffuso, come dicevamo, non c'è la necessità di realizzare il collegamento privato, quindi anche l'energia elettrica che transita dalla rete pubblica è energia che viene contabilizzata e considerata ai fini dell'autoconsumo collettivo. Quindi nel caso in specie noi abbiamo fondamentalmente un impianto fotovoltaico che è connesso diciamo, al contatore dell'utenza condominiale, cioè l'utenza sulla quale sono connesse le scale, l'ascensore e tutte le altre servitù tipiche di un condominio. Quindi l'impianto fotovoltaico produce dell'energia elettrica, c'è un contatore M2, il classico contatore di produzione che contabilizza la quantità di energia elettrica prodotta, una quota parte di questa energia finisce ad alimentare le utenze condominiali, l'utenza condominiale, quindi fondamentalmente la luce delle scale, l'ascensore e altri carichi del condominio, e poi dopodiché l'energia elettrica transita attraverso il contatore di scambio installato sul punto di connessione del condominio, dell'utenza condominiale. Parallelamente questo contatore di scambio misurerà quindi dell'energia elettrica che viene immessa in rete e dell'energia elettrica che viene prelevata dalla rete. Dopodiché quell'energia finisce all'interno della rete pubblica, e parallelamente le singole utenze del condominio, quindi l'appartamento 1, l'appartamento 2, l'appartamento 3, l'appartamento N, preleveranno energia elettrica, e ciascun misuratore installato sul pod dell'appartamento 1, dell'appartamento 2 e dell'appartamento N misurerà l'energia elettrica prelevata. I clienti, cioè quindi i singoli condomini, riceveranno bimestralmente la bolletta di energia elettrica che sulla base delle misure del prelievo dei singoli contatori pagheranno le energie elettriche che hanno prelevate. L'amministratore di condominio riceverà la fattura relativa ai prelievi del condominio stesso, dell'utenza condominiale, che quindi saranno al netto dell'energia autoconsumata, cioè la quota parte di energia prodotta che viene prelevata, cioè viene autoconsumata istantaneamente sotto pod dalle utenze condominiali, e riceverà anche la valorizzazione della quota parte di energia che è stata immessa in rete e che lui ha deciso di vendere, non lo so, magari immaginando di fare un contratto di ritiro dedicato con il GSE. Quindi questo avviene a prescindere dal fatto che questi soggetti abbiano deciso di fare una configurazione di autoconsumo collettivo.
A seguito del fatto di aver fatto la configurazione di autoconsumo collettivo, il GSE prende tutte queste misure, fa i calcoli e vede il minimo in ciascuna ora fra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata da tutte le utenze del condominio e definisce l'energia elettrica autoconsumata. E su questa energia elettrica autoconsumata va a versare all'amministratore del condominio, al soggetto referente di questa configurazione, un quantum, una remunerazione, che è la valorizzazione dell'autoconsumo. Tendenzialmente è una valorizzazione che poi vedremo per i condomini è dell'ordine di 10 euro a megawattora. Poi insomma vediamo più nel dettaglio dopo quali sono gli elementi che concorrono a definire questi 10 euro a megawattora. Andando più nello specifico, vediamo quindi sulla base dei decreti legislativi 199/2021 e 210/2021, che sono rispettivamente i decreti di recepimento in Italia delle direttive europee RED 2, la direttiva per le fonti rinnovabili, e la direttiva mercati per tutta l'energia elettrica, quindi indipendentemente dal fatto che sia da fonti rinnovabili o da produzione termoelettrica o tradizionale. Quindi queste configurazioni sono state introdotte tramite questi decreti e che di fatto recepiscono le normative europee. Quindi stiamo andando siamo in un ambito nel quale fondamentalmente le definizioni sono delle definizioni che discendono da una direttiva europea, non sono definizioni italiane, ma sono definizioni che valgono su tutta Europa. Poi chiaramente ogni Stato ha implementato queste definizioni aggiungendoci qualcosa. Per esempio in Italia c'è il vincolo della zona di mercato e della cabina primaria, che sono dei vincoli tutti italiani, non sono vincoli che esistono a livello europeo. Quindi le configurazioni di autoconsumo diffuso possono essere raggruppate sotto 3 macrogruppi. Il primo gruppo è quello che possiamo chiamare come autoconsumo a distanza. Poi abbiamo un secondo gruppo che praticamente potete fotografare come i condomini, che chiamiamo come gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici o condomini, e poi ci sono le comunità energetiche. In ciascuno di questi 3 gruppi ci sono delle configurazioni nelle quali la produzione di energia elettrica è da fonti rinnovabili, e sono quelle configurazioni che possono accedere agli incentivi, e configurazioni che possono, nelle quali la produzione di energia elettrica non è da fonti rinnovabili o non è solo da fonti rinnovabili, e in questo caso gli incentivi non ci sono, banalmente. Mentre la valorizzazione dell'autoconsumo, cioè quello che ad esempio per i condomini dicevo essere 10 euro a megawattora, esiste a prescindere dal fatto che la produzione da fonti rinnovabili, la produzione di energia elettrica in autoconsumo sia da fonti rinnovabili o meno. Quindi in realtà dobbiamo distinguere questa cosa. Quando la configurazione si basa su produzioni non solo da fonti rinnovabili, quindi c'è anche la fonte tradizionale non rinnovabile, si parla di cliente attivo o di gruppo di clienti attivi che agiscono comunità energetiche dei cittadini. Quando invece la produzione è esclusivamente da fonti rinnovabili, allora si parla di autoconsumatore, di gruppo di autoconsumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente, e di comunità energetiche rinnovabili o CER. Ok? Solo le configurazioni con sola energia da fonti rinnovabili, ribadisco, accede agli incentivi previsti dal MASE. Nelle configurazioni di autoconsumo a distanza abbiamo una peculiarità, nel senso che per effetto di un decreto, di una modifica al decreto legislativo, di un provvedimento quindi di normativa primaria fatto dal Parlamento, che è andato a modificare il decreto legislativo 199/2021, è stata introdotta tra le configurazioni di autoconsumo a distanza una configurazione che in realtà è una configurazione di tipo sottopod, cioè una configurazione nella quale un'unità di consumo connessa direttamente tramite una linea diretta a un'unità di produzione con una distanza massima di 10 km, di fatto può accedere, in alternativa al regime dell'autoconsumo sottopod, può accedere alla regolazione del TIAD e anche agli incentivi previsti eventualmente previsti dal decreto legislativo 199/2021. In realtà poi nel definire il decreto di incentivazione, il MASE non ha ritenuto opportuno inserire questa configurazione tra quelle ammissibili ai decreti, quindi probabilmente questa configurazione, che è la prima che trovate all'interno di questa slide,
diciamo, perde la sua importanza, nel senso che non c'è la redditività giusta per poter fare una configurazione del genere. È molto più conveniente fare diciamo, una configurazione di questo tipo e valorizzarla nell'ambito della regolazione dell'autoconsumo sotto pod, cioè applicandogli il test integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo. La configurazione di cui parlavo è questa: c'è un cliente finale con un'unità di consumo, un produttore con un impianto di produzione che sono collegati tramite una linea diretta. Quindi è una configurazione classica: impianto di produzione, linea diretta, utenza del condominio. È una configurazione classica di sistema semplice di produzione e consumo che il Parlamento ha deciso a cui il Parlamento ha deciso anche di permettere l'accesso diciamo, al regime previsto dall'autoconsumo diffuso. Ma diciamo che l'ho citata più per una questione, diciamo, di completezza, ma probabilmente è una configurazione che non verrà realizzata in futuro. Andando avanti, invece, poi abbiamo l'autoconsumo a distanza classico su rete di distribuzione. Quindi nel caso di autoconsumo a distanza, le utenze in alta tensione non possono fare configurazioni di autoconsumo a distanza. Nel caso di utenze su rete di distribuzione, l'autoconsumo a distanza è caratterizzato da un cliente finale con una o più unità di produzione, scusate, con una unità di consumo appartenente alla stessa zona di mercato, che è da uno o più produttori con una o più unità di produzione ubicate nella stessa zona di mercato. Quindi, come dicevamo, al fine di definire i soggetti che possono partecipare alla configurazione, quello che conta è la zona di mercato. Poi vedremo che cos'è la zona di mercato. Ai fini però della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e anche degli incentivi, il cluster, il riferimento geografico che si va a prendere non è più la zona di mercato, ma è un'area molto più piccola, che è quella sottesa ad una cabina primaria. Poi vedremo bene qual è quest'area. I produttori possono essere anche diversi dai clienti finali, purché soggetti alle istruzioni del cliente finale. Si applica ai gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini. Qui in realtà la struttura è tale per cui cioè tutti i vari soggetti che partecipano alla configurazione devono stare all'interno dello stesso condominio, quindi tutti i condomini, e gli impianti devono essere realizzati sul condominio o nelle aree del condominio. Questa è una configurazione tal quale a quella che era già prevista nel regime transitorio, cioè quello che si citava, diciamo, nella presentazione del dottor Scipione relativa alla prima applicazione in Italia sperimentale delle comunità energetiche e anche dei gruppi di autoconsumo collettivi. Con il passaggio alla regolazione definitiva e quindi il recepimento della direttiva europea, col 199 si è previsto che non solo gli impianti realizzati nel sedime, diciamo, del condominio possono accedere a questa configurazione, ma possono accedere a questa configurazione anche altri impianti realizzati fuori dal condominio, ma su aree nella disponibilità di uno o più condomini. Quindi fondamentalmente, se un condomino ha un terreno nella stessa zona di mercato, o meglio, poi, ai fini della valorizzazione, nella stessa zona sottesa alla stessa cabina primaria, può utilizzare quel terreno per realizzare degli impianti fotovoltaici, per fare un esempio, e quindi farli accedere alla configurazione di gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici o condomini. Quindi di fatto, se la configurazione transitoria era soltanto questa, con la configurazione, diciamo, a regime viene aggiunto anche questo pezzettino qui, cioè la possibilità di realizzare impianti da fonti rinnovabili fuori dall'area del condominio, purché i terreni siano dei condomini. Il decreto legislativo prevede una serie di vincoli ai soggetti che possono, diciamo, partecipare, tipo il fatto che i clienti finali e i produttori siano titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio, che la produzione può essere anche in capo a terzi, purché soggetti a istruzioni di uno o più degli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione. C'è un vincolo sulle società private e le imprese private, perché si dice che la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private, e
è previsto anche che gli autoconsumatori possano dare mandato a un referente terzo per la costituzione e la gestione della configurazione. In prima battuta il referente è uno dei condomini o l'amministratore di condominio, ma si può dare appunto mandato anche a un soggetto completamente esterno al condominio. L'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere anche i prelievi di clienti finali di condomini che hanno deciso di non partecipare alla configurazione. Quindi immaginiamo un condominio in cui ci sono 10 condomini, in cui ci sono 7 condomini che vogliono partecipare all'iniziativa e quindi ad esempio decidono di mettere dei soldi per realizzare un impianto di produzione sul condominio, e altri 3 che non vogliono parteciparvi. Nel momento in cui l'impianto viene fatto e si accede alla configurazione di autoconsumatore di energia rinnovabile che agisce collettivamente, i condomini che hanno investito in questa cosa e che quindi sono soci, fatemi usare un termine sbagliato, di questa configurazione, possono chiedere agli la possibilità di accedere ai propri dati di energia elettrica, facendosi firmare praticamente un'autorizzazione a poter accedere a questi dati. A quel punto il GSE acquisisce anche i dati di prelievo di questi altri condomini e di fatto eroga il beneficio, cioè quindi calcola l'energia autoconsumata sulla base di prelievi di tutte le utenze del condominio stesso. Eroga quindi il beneficio al referente, il quale poi deciderà, ad esempio, di ripartirlo solo sui propri soci, oppure non so, magari di devolvere anche una quota ai clienti, ai condomini che non hanno investito nell'iniziativa e che di fatto formalmente non fanno parte insieme di più condomini o comunque insomma di tanti utenze all'interno della stessa zona di mercato costituisce una comunità energetica. Quindi, se volete, la comunità energetica è praticamente un qualcosa di ancora più grande rispetto a un autoconsumo a un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici o condomini. In questo caso la comunità energetica è un soggetto giuridico e la normativa prevede che questo soggetto giuridico non sia un qualunque soggetto giuridico, ma sia un soggetto giuridico senza scopo di lucro, i cui membri sono clienti finali o produttori nel rispetto delle definizioni previste dalla norma primaria. In particolare, la norma primaria prevede che chiunque possa partecipare a una configurazione ad una comunità energetica, purché però i poteri di controllo della comunità energetica siano esercitati esclusivamente da alcune particolari tipologie di soggetti giuridici, in particolare le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute all'interno dell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istat. Quindi fondamentalmente questo è il tema. L'obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di realizzare profitti finanziari. Badate bene che in tutte le definizioni di comunità energetica il concetto di autoconsumo non viene mai evidenziato, cioè se faccio un trova in tutta la normativa delle comunità energetiche non troverà mai nelle definizioni delle comunità energetiche, quindi nelle direttive europee, non troverò mai il termine autoconsumo. Questo perché la comunità energetica non nasce essenzialmente per fare autoconsumo, ma per fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità. L'autoconsumo è una delle tante modalità con le quali la comunità energetica può svolgere la propria attività all'interno della società, all'interno dell'area sulla quale opera. Per le comunità energetiche da fonti rinnovabili è importante che gli impianti di produzione siano tutti impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021, quindi dopo il 15 dicembre 2021, oppure già ammessi alle comunità energetiche realizzate nell'ambito del regime transitorio, cioè ai sensi del decreto legge 162 del 2019. Inoltre è stata inserita con il recepimento della direttiva europea la possibilità di poter far entrare all'interno delle comunità energetiche da fonti rinnovabili anche una piccola parte di impianti esistenti, per una quota massima pari al 30% della potenza installata. Okay? Abbiamo già detto un po' tutte queste cose qua.
ho parlato più volte del concetto di, diciamo, zona di mercato, di area diciamo, di area sottesa alla medesima cabina primaria. Questo perché in realtà con la nuova, diciamo, con la regolazione di regime e in particolare con il recepimento della direttiva europea, in Italia si è deciso di differenziare tre tipologie di energia: l'energia condivisa, l'energia autoconsumata e l'energia incentivata. Queste tre definizioni coincidevano fondamentalmente nel regime transitorio, perché nel regime transitorio la comunità energetica poteva essere realizzata sotto una stessa cabina secondaria con impianti di produzione di potenza massima fino a 200 kW, e quindi avevamo che tutte e tre le definizioni collassavano in una. Non erano ammissibili all'interno della configurazione impianti esistenti o impianti che di fatto non potevano essere incentivati. Invece in questo caso abbiamo visto che le cose sono cambiate. Uno, il perimetro sul quale, cioè, o meglio, l'area sulla quale possono insistere gli utenti che partecipano alla configurazione di autoconsumo diffuso, abbiamo visto che è sempre la zona di mercato. Quindi all'interno di questo perimetro si va a definire l'energia condivisa, che è l'energia elettrica, il minimo fra l'energia elettrica immessa e prelevata in ciascuna ora dalle utenze che fanno parte della configurazione in autoconsumo diffuso. Questa energia condivisa non ha, diciamo, un grosso valore dal nostro punto di vista, nel senso che fondamentalmente la condivisione di energia elettrica si può fare sia all'interno delle comunità energetiche o all'interno delle configurazioni di autoconsumo collettivo, ma anche all'esterno, nel senso che la valorizzazione si fa tramite criteri di mercato. Non c'è una valorizzazione amministrata, un qualcosa di surplus in più rispetto a quello che è il valore del mercato di quell'energia. Per quanto riguarda invece l'autoconsumo, l'energia elettrica autoconsumata, che invece è il vero cuore insieme all'energia elettrica incentivata dell'autoconsumo diffuso, il perimetro geografico non è più la zona di mercato, ma è l'area sottesa alla medesima cabina primaria, e le unità coinvolte sono tutte quelle che fanno parte della medesima configurazione. Quindi, ad esempio, se guardo una comunità energetica, che è un soggetto giuridico, io posso costituire la comunità energetica all'interno di un'area molto vasta, diciamo una zona di mercato. Quindi ho tantissimi utenti che fanno parte di questo soggetto giuridico, ma nel momento in cui vado a calcolare l'energia elettrica autoconsumata, io prenderò all'interno di questa, diciamo, di questa pletora di utenti che sono sparsi su tutta la zona di mercato, soltanto la quota parte che è sottesa alla stessa cabina primaria, cioè soltanto la quota parte che sta all'interno di una sola zona sottesa alla stessa cabina primaria. Quindi è come se cioè, dato il totale della comunità energetica, poi è come se il GSE facesse tanti microbilanci relativi alle singole cabine primarie che sottostanno all'area, alla zona di mercato sulla quale sorge la comunità energetica. Infine c'è l'energia elettrica incentivata, che tendenzialmente, al netto di particolari deroghe che adesso vediamo, è diciamo un sottoinsieme dell'energia elettrica autoconsumata. Questo perché fondamentalmente le unità coinvolte, il perimetro è sempre lo stesso, è sempre, diciamo, l'area sottesa alla cabina primaria. Le unità coinvolte invece sono tutti gli impianti nuovi, cioè realizzati, i cui lavori sono stati avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021, almeno questa è l'ultima proposta che è presente nella bozza del decreto che è circolata informalmente, diciamo, e che da notizie del MASE sembra essere stato inviato alla Commissione europea per verificarne la compatibilità con la disciplina relativa agli aiuti di Stato. E quindi dicevo fondamentalmente che di tutte le unità coinvolte, in realtà quelle incentivabili sono soltanto gli impianti di nuova realizzazione con una potenza massima fino a 1 megawatt. Questo vincolo in relazione all'energia elettrica incentivata è diciamo derogato per particolari pubbliche amministrazioni, Ministeri della Difesa, Ministero dell'Interno, della Giustizia, e anche per le autorità di sistema portuale, sulle quali non c'è un vincolo di potenza. C'è stata anche una modifica, insomma, in cui hanno introdotto anche questo concetto per le comunità energetiche rinnovabili agricole. Bisognerà vedere poi appunto il decreto, quando verrà approvato, che cosa diciamo prevederà su questi aspetti.
Abbiamo parlato di zona di mercato e di area sottesa alla stessa cabina primaria, vediamo che cosa significano queste cose, questi termini. Allora, la zona di mercato è diciamo un'area in cui è diviso il nostro paese. Fondamentalmente la zona di mercato nord è praticamente quasi tutto il nord Italia, cioè tutto il nord Italia, l'insieme delle province delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Il centro-nord è costituito da Toscana e Marche, il centro-sud da Umbria, Umbria, Lazio e Abruzzo e Campania, il sud da Molise, Puglia e Basilicata, la Calabria fa zona di mercato a sé, la Sicilia anche e la Sardegna anche. Che cosa sono queste zone di mercato? Le zone di mercato sono delle zone che vengono definite per tener conto delle congestioni di rete che esistono tra le varie aree del paese, perché l'Italia è lunga e stretta, quindi diciamo, lo sviluppo della rete fa sì che si vengano a creare delle congestioni. Vengono riviste tendenzialmente ogni 4 anni, o meglio, si possono rivedere ogni 4 anni, non prima, ma non necessariamente. La configurazione per zone è durata anche molto più di 4 anni. E quindi diciamo, questi tratti che vedete implicano il fatto che esiste una congestione tra nord e centro-nord, quindi non tutta l'energia può passare dal nord al centro-nord, ma a un certo punto c'è un vincolo. Il mercato dell'energia non è un mercato delle pere o delle mele, ma è un mercato fisico che tiene conto del fatto che non tutta l'energia può andare da un posto all'altro perché c'è una limitazione nel passaggio, e quindi fondamentalmente se io ho una sovrapproduzione nel centro-nord, ma questa sovrapproduzione è in eccesso rispetto alla linea che permette il collegamento tra centro-nord e nord, quell'energia non la posso produrre al centro-nord e portare al nord, ma devo spegnere degli impianti al centro-nord, perché in realtà appunto c'ho questa limitazione. Quindi le zone di mercato nascono per questo. Il mercato elettrico italiano è un mercato che è diviso su zone, quindi dal punto di vista della produzione il prezzo dell'area nord è diverso rispetto al prezzo del centro-nord, è diverso rispetto al prezzo del centro-sud e via discorrendo. Il cliente finale non paga questo differenziale di prezzo, nel senso che il prezzo del cliente finale non è il prezzo zonale, ma è una media ponderata di tutti i prezzi zonali. Quindi il cliente finale paga PUN quando compra energia elettrica, il produttore invece riceve prezzo zonale quando vende quell'energia elettrica sulla borsa, al mercato. Cosa si intende invece per cabina primaria? È una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore di alta media o altissima media dedicato alla distribuzione, ovvero alla connessione di un sistema di distribuzione chiuso. L'autorità ha previsto che le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti, deve individuare delle soluzioni atte ad identificare delle aree sottese a ogni cabina primaria. Quindi fondamentalmente i distributori sono partiti dal criterio fisico relativo alle singole utenze allacciate alla cabina primaria e poi fondamentalmente rispetto a questo criterio fisico hanno definito delle aree geografiche, che vedete per esempio qui è un caso diciamo dell'area intorno a Padova, delle aree geografiche che quindi geolocalizzate e georeferenziate su diciamo un sistema ESRI per poter identificare tutti i pod che di fatto rientrano all'interno di questa area. Quindi voi avete una rappresentazione diciamo grafica da questo punto di vista, georeferenziata. Ognuno ad esempio va sul sito del proprio distributore, del distributore che opera nella propria città, inserisce gli indirizzi che non so, tipo il proprio indirizzo di casa, e va a verificare qual è l'area di riferimento ai fini della costituzione di una comunità energetica o comunque di una configurazione di autoconsumo diffuso. E quindi sa che tutte quelle vie, fondamentalmente tutti gli utenti all'interno di quelle vie sono sottesi alla stessa cabina primaria da un punto di vista, diciamo, sono sottesi alla stessa cabina primaria. L'autorità ha previsto che diciamo, le mappe cioè i distributori pubblicassero le loro mappe sul proprio sito a partire dal 1° di marzo del 2023 e ha previsto che queste mappe fossero diciamo transitorie e venissero messe in consultazione. La consultazione è scaduta alla fine di maggio, dopodiché entro il 30 queste mappe, diciamo, la prima versione scade il 30 settembre del 2023.
2023. Entro la fine di agosto i distributori comunicheranno le mappe aggiornate, quindi riviste sulla base degli esiti della consultazione, le comunicheranno al GSE, il quale le pubblicherà sul proprio sito, aggiornandole a decorrere dal 1° ottobre del 2023. Quindi dal 1° ottobre del 2023 non dovete andare sul sito del distributore per controllare qual è l'area sottesa a una determinata cabina primaria, ma dovete andare sul sito del GSE, dove avrete la possibilità di vedere le aree su tutta Italia e non in relazione all'ambito di competenza del singolo distributore. Che cos'è la valorizzazione? Come dicevamo prima, nelle configurazioni di autoconsumo diffuso la cosa che interessa dal nostro punto di vista è l'energia elettrica autoconsumata, e l'energia elettrica autoconsumata è il minimo in una determinata ora fra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata da tutte le utenze di consumo e di produzione che insistono sull'area sottesa alla stessa cabina primaria. Okay. Nel caso in cui siamo in una configurazione di autoconsumo individuale, l'autoconsumatore a distanza che citavamo all'inizio, oppure di comunità energetiche, questa energia autoconsumata viene moltiplicata per un coefficiente che è il CU-AFA, che è praticamente la parte unitaria variabile espressa in euro in centesimi di euro a kilowattora della tariffa di trasmissione definita per le utenze in bassa tensione. Questo perché fondamentalmente nell'autoconsumo diffuso l'energia elettrica transita sulla rete di media tensione ma non va sulla rete di alta tensione, perché in realtà viene consumata all'interno della stessa ora a livello di media tensione. Quindi di fatto il beneficio effettivo dell'autoconsumo diffuso, seppur con la semplificazione del periodo temporale orario, il beneficio dell'autoconsumo è quello di non utilizzare la rete di alta tensione. Quindi si è deciso di non far pagare agli utenti che fanno parte di una configurazione di autoconsumo diffuso il costo della rete di alta tensione, e quindi questa componente è 8,48 euro a megawattora. Quindi per ogni megawattora di energia autoconsumata all'interno di una comunità energetica o di una configurazione di autoconsumo individuale a distanza, il GSE vi rimborserà 8,48 euro a megawattora, più l'eventuale incentivo che, come si diceva nell'intervento precedente che mi ha preceduto, è ancora in via di definizione. Se invece siamo in una configurazione di autoconsumo collettivo in edifici o condomini, il beneficio è maggiore, perché in realtà non è vero che l'energia elettrica transita sulla rete di media tensione, cioè l'energia elettrica viene autoconsumata all'interno di una rete elettrica tendenzialmente di bassa, ma che è all'interno del condominio stesso. E quindi in questo senso abbiamo deciso di valorizzare anche il mancato utilizzo della rete di media tensione e anche le mancate perdite che il transito di quell'energia sulla rete di media ha determinato. E quindi fondamentalmente agli 8,48 euro a megawattora si vanno ad aggiungere queste altre componenti, quindi le mancate perdite e il fatto di non utilizzare la media tensione, che quindi di fatto sono questo termine verde che è pari a porta il totale a circa 10 euro a megawattora. Per quanto riguarda il termine blu, l'energia autoconsumata è definita come il minimo fra l'energia elettrica prodotta e immessa da tutte le utenze che sono all'interno dell'area sottesa alla stessa cabina primaria. Per quanto riguarda la parte in verde, non è tutta questa energia che viene, di cui si tiene, non è tutta l'energia di tutte le utenze che fanno parte del sistema di autoconsumo collettivo in edifici o condomini che viene considerata, ma solo l'energia prodotta e prelevata dalle utenze che insistono nello stesso condominio. Quindi banalmente per la parte in verde, se io ho un condominio che ha degli impianti realizzati sul tetto del condominio e degli altri impianti che sono realizzati su terreni dei condomini ma fuori dal condominio, questi ultimi non concorrono a definire l'energia elettrica autoconsumata che gode del beneficio relativo alla parte in verde, cioè che gode della determinazione del mancato utilizzo della rete di media tensione e della valorizzazione. Quindi abbiamo questo termine
edifici. In sintesi, che cosa succede? Nel momento in cui si decide di fare una configurazione di questo tipo, bisogna, vabbè, se siamo una comunità energetica, bisogna creare la comunità energetica, negli altri casi non c'è la necessità di creare un soggetto giuridico, bisogna definire un referente, il quale va dal GSE e presenta l'istanza. Poi l'esercizio in tempo, diciamo, nel tempo è tale per cui ogni cliente finale i prelievi e le proprie emissioni come meglio crede, cioè come se fosse fuori dalla comunità energetica, ad esempio. Quindi di fatto il comportamento prima di entrare nella comunità e dopo l'entrata nella comunità non cambia. Il GSE quello che fa è che acquisisce dalle imprese distributrici tutti i dati di misura dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata, calcola ogni ora la quantità di energia elettrica autoconsumata e la quantità di energia elettrica incentivata e riconosce al referente la valorizzazione dell'autoconsumo che tiene conto di un'approssimazione dei costi evitati per effetto dell'autoconsumo stesso, oltre che la valorizzazione dell'incentivo. Il referente riceve questi soldi e poi ripartisce gli importi ricevuti tra i vari utenti, fra i vari membri del gruppo, sulla base diciamo, dei criteri che si sono autodati, che si sono diciamo, autodefiniti nell'ambito della contrattualistica che hanno definito tra le parti. Questo è un esempio, diciamo, di comunità energetica. Immaginiamo che appunto sia la rete pubblica e tutte le utenze siano sotto la stessa cabina primaria, quindi non abbiamo differenziazione fra energia condivisa, energia autoconsumata, energia incentivata, almeno in termini di localizzazione, cioè di area geografica, di perimetro geografico. Il cliente, il produttore A immette in una data ora 24 kWh con un impianto esistente, B immette 12 kWh con un impianto da fonti rinnovabili nuovo di potenza inferiore a 1 MW, quindi può accedere agli incentivi, quindi B può accedere agli incentivi, A no. C preleva 10 kWh, D preleva 5 kWh, E preleva 5 kWh e F preleva 5 kWh, come misurati dal distributore. Tutte queste misure il distributore le prende e le manda al GSE alla fine del mese, quindi diciamo una volta al mese manda le misure relative al mese precedente. Quindi C, D, E e F sono clienti finali che prima non stavano all'interno della comunità energetica e dal giorno X entrano nella comunità energetica. Il fatto di entrare nella comunità energetica non impedisce a C, D e F di mantenere i contratti di fornitura di energia elettrica che avevano stipulato prima dell'entrata nella comunità energetica e quindi loro continuano ad acquistare l'energia elettrica da chi hanno scelto prima, possono decidere di switchare, cioè di cambiare il fornitore prendendone un altro, indipendentemente l'uno dall'altro e indipendentemente da quello che fa il responsabile della comunità energetica e tutti gli altri soggetti che partecipano alla comunità energetica. Stesso discorso vale per i produttori, cioè A e B possono decidere anche loro di vendere l'energia elettrica in borsa, al GSE, a un altro trader, possono fare quello che vogliono, non si devono parlare, non devono informare nessuno di queste scelte, possono cambiare la loro decisione sia anche durante il periodo in cui sono all'interno della comunità energetica. Quindi ognuno opera come se in realtà non conoscesse gli altri, indipendentemente dagli altri. Quantità di energia elettrica autoconsumata, che in questo caso è 27 kWh, e di energia elettrica incentivata, che è 3 kWh, e per tali quantità paga al referente rispettivamente la valorizzazione dell'autoconsumo, che è 8,48 euro a megawattora, e l'incentivo. Vedete che l'energia incentivata è molto inferiore rispetto all'energia autoconsumata. Questo perché abbiamo due impianti di produzione, di cui uno esistente e l'altro invece un impianto rinnovabile, diciamo, incentivabile. Il problema è che ai fini del calcolo dell'energia elettrica autoconsumata e dell'energia elettrica incentivata, l'energia che ha priorità è quella dell'impianto che è entrato prima in esercizio. Quindi il fatto di far accedere alla comunità energetica degli impianti esistenti ha da subito un investimenti immediati, non devo realizzare un nuovo impianto per fare la comunità energetica, o meglio, devo realizzarli, ma posso utilizzare anche per il 30% impianti esistenti, che magari sono stati già pagati con altri incentivi. Quindi di fatto io faccio accedere, appunto, se decido di inserire all'interno della comunità degli impianti esistenti, da un lato c'è il vantaggio di poter beneficiare di
un'energia prodotta da impianti che sono stati già, ad esempio, remunerati, i cui costi sono stati già ammortizzati, e dall'altro però c'ho lo svantaggio che nel momento in cui realizzo un nuovo impianto e prendo l'incentivo, la prima energia che viene contabilizzata ai fini dell'autoconsumo è l'energia del vecchio impianto, e quindi fondamentalmente ho 24 kWh di energia elettrica del vecchio impianto più 12 del nuovo impianto, sono 36 kWh, a fronte di un autoconsumo di 27, e quindi praticamente l'incentivo viene dato soltanto sulla quota parte 3 relativa all'impianto nuovo. E quindi è questo che mi crea un problema. Quindi bisogna stare attenti nell'estendere, nel far rientrare nella comunità energetica impianti esistenti, perché questi rischiano di spiazzare l'energia elettrica dei nuovi impianti. Questo è un alert che volevo mettere in evidenza. Andando avanti, quali sono i prossimi passi? Avete già visto che in realtà appunto la delibera dell'autorità è già vigente da un bel po'. Quando abbiamo fatto la delibera abbiamo previsto che in realtà, scusate, non è vigente, cioè esiste, avevamo previsto che entrasse in vigore a decorrere dall'ultima data utile fra il 1° marzo e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale di incentivazione delle comunità energetiche. Quindi fondamentalmente il TIAD esiste, tutti quanti lo possono leggere, ma non è in vigore, non è applicabile, se non per la parte, diciamo, di prescrizioni alle imprese distributrici in termini di definizione e pubblicazione delle mappe relative alle aree sottese alla medesima cabina primaria. Ad oggi vige ancora la disciplina transitoria prevista dalla delibera 318/2020, a cui possono, e quindi è possibile fare delle comunità energetiche in bassa tensione con impianti fino a 200 kW. Questi impianti possono accedere agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 2020. Per poter accedere a nuovi incentivi e quindi realizzare delle comunità energetiche connesse in media tensione che guardano avere impianti di potenza superiore a 200 kW e anche impianti esistenti, bisogna aspettare che venga pubblicato il decreto di nuova incentivazione delle comunità energetiche e delle altre configurazioni di autoconsumo diffuso. Io avrei finito, spero di essere stato chiaro e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, la ringraziamo per il corposo contributo, e se ci sono delle domande dal pubblico. Marino. Prego. Prego. Grazie. Sì, una domanda sola. Si è parlato quasi in tutto l'incontro di impianti fotovoltaici e marginalmente di quelli eolici. Tutto questo discorso vale per impianti in generale di produzione da fonti rinnovabili, quindi l'idroelettrico, la biomassa o altri, oppure se sì, hanno comunque le stesse regole o ci sono delle differenze, insomma? Non la sentiamo? Aspetto il microfono. Dicevo, vale per tutti gli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 megawatt. Allora, in realtà, per quanto riguarda la valorizzazione dell'autoconsumo vale sia per gli impianti da fonti rinnovabili sia per gli impianti di produzione tradizionale, quindi non da fonti rinnovabili, a prescindere è la localizzazione, cioè questi impianti devono trovarsi sotto la stessa cabina primaria, o meglio nella stessa area sottesa alla medesima cabina primaria di tutte le altre utenze che fanno parte della configurazione di autoconsumo diffuso. In relazione invece all'incentivo ci sono delle differenziazioni, nel senso che l'incentivo è erogato soltanto per le comunità energetiche rinnovabili o le altre configurazioni di autoconsumo diffuso da sole fonti rinnovabili, quindi significa che tutta la produzione di energia elettrica all'interno di queste configurazioni deve essere da fonti rinnovabili, e in più può essere incentivata soltanto la produzione da nuovi impianti, cioè impianti i cui lavori sono stati avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021, almeno questa è l'ultima proposta che abbiamo visto nelle bozze informali che sono circolate in relazione all'incentivazione, e gli impianti devono essere fino a 1 megawatt.
Dopodiché l'incentivo potrebbe essere differenziato tra tipologia di impianto, localizzazione degli impianti, nel senso che tra le varie bozze che sono circolate ce n'era pure una che valorizzava diversamente la produzione, diciamo, da fotovoltaico, a seconda che fosse fatta nel sud Italia, nel centro Italia o nel nord Italia. Bisognerà vedere quando verrà pubblicato il decreto finale che cosa succederà, però fondamentalmente l'incentivo potrebbe avere una struttura differenziata per fonte, per localizzazione, per taglia e di altro tipo. Però una cosa è l'incentivo, come dicevo, una cosa è la valorizzazione dell'autoconsumo, cioè gli 8-10 euro sono indipendenti dal tipo di configurazione, dal tipo di impianto. L'incentivo esiste solo se le configurazioni sono solo da rinnovabili, esiste solo sulla quota parte di energia prodotta e autoconsumata da impianti da fonti rinnovabili fino a 1 megawatt di nuova realizzazione. Poi che sia 100, 120, 80, 60, questo dipenderà da come esce il decreto e basta. Grazie. Ci sono altre domande? No. Ok, allora ringraziamo il dottor Ciaccia di Arera, veramente un bel intervento. Il tema è molto ampio, quindi bene. Grazie mille ancora. Grazie, arrivederci. Buona serata. Adesso passiamo. Allora passo la parola all'ingegner Massimo Canali, Direzione Centrale Difesa Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia, che appunto insomma la ringrazio per essere qui e poi calerà, ecco, nell'ambito del territorio le comunità energetiche. Prego. Preferisci prendere in piedi? Seduto? No. Faccio sparire direttamente io da qui. Sì, sulle file. Il primo è questo. Ok. Quindi sento. Ok. Ok. Destra. Perché stiamo registrando. E basta che vada avanti con la tastiera. Con questa concetta Esatto. qua. Ok. Quindi si vuole anche per sé. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto vi prometto che non parlerò 50 minuti, vista l'ora, quindi spero di finire entro le 8. Magari per alzare un po' l'attenzione vi dico già che nella seconda parte dell'intervento parlerò più di fantascienza che di scienza, ma lo vedremo. Allora, vi faccio vedere una dozzina di slide che abbiamo anche concordato con gli altri relatori, fa un po' il riassunto magari più con figure e meno con scritte degli approfondimenti molto significativi che ha fatto prima il rappresentante di Energia Futura e dell'autorità di regolazione, con qualche poi dopo accenno al lavoro che stiamo facendo in regione per dare degli strumenti ai cittadini e alle imprese nel prossimo autunno, quando il decreto Mase sarà uscito, per poter proprio operare praticamente in questo campo che avete capito. Diciamo, il titolo è semplice, poi fare le cose diventa molto più complicato. Comunque, in questi ultimi anni ci sono dei fenomeni che non avevamo come società, almeno europea, provato prima. Il tema della cosiddetta povertà energetica, in cui sostanzialmente sia per le famiglie che per le imprese c'è un problema di rapporto tra l'abbassamento del reddito e l'impennata dei costi energetici. E dall'altra parte il problema della resilienza energetica, dove da una parte i problemi degli eventi estremi dovuti al riscaldamento globale creano problemi appunto di resilienza, cioè di adattarsi a questo incremento degli eventi estremi meteoclimatici, ma non ultime anche le tensioni geopolitiche hanno fatto ripiombare problematiche che non si, per fortuna, ma ahimè sono tornate, verificavano da almeno 70 anni, cioè dall'ultimo
speriamo ultimo conflitto mondiale, e quindi anche il problema della sicurezza di approvvigionamento. Però come affrontiamo queste tematiche? Uno, il primo investimento è consumare di meno. Come nel campo dell'economia circolare, il primo intervento è produrre meno rifiuti. Poi sicuramente spendere meglio. E tre, chi era abituato a fare solo il consumatore deve pensare a fare anche il produttore. E quindi il concetto della nuova figura di prosumer, in cui cittadini e imprese non solo consumano ma anche producono. E in questo modello, avete capito, si va verso le comunità energetiche da fonti rinnovabili. Semplifico perché questi concetti li hanno già espressi, e quindi il gruppo di clienti finali, i membri, vedete lì la schematizzazione di quello che si è visto prima, per cui rete di alta tensione, cabina primaria, eccola qui, rete di consumatori ma anche di produttori, e il concetto che ha detto prima il rappresentante di ARERA del sistema virtuale, non più che ognuno di questi soggetti deve essere fisicamente collegato dai cavi. E i soggetti sono già detti prima, quindi abbiamo chi sono i protagonisti delle CER, le persone fisiche, cioè tutti noi, le piccole e medie imprese, e le autorità locali ed enti territoriali, cioè sostanzialmente la pubblica amministrazione. Quindi vedete che questi soggetti fanno tutti parte, però possono avere un ruolo di traino. Qui ho ripercorso quello che hanno detto più specificatamente gli interventi precedenti, cioè il quadro e il percorso normativo e regolamentare che parte dalla direttiva europea del 2018, e arriviamo, vedete, al testo la delibera ARERA, che è lì congelata e che entrerà in vigore col il decreto MASE, che avete visto è in valutazione presso la Comunità Europea e dovrebbe diventare operativo probabilmente con il testo quasi invariato, speriamo, nei prossimi mesi, presumibilmente in autunno. Questo qui schematizza quello che hanno detto anche gli interventi precedenti. Vedete i numeri che valgono adesso, cioè l'incentivo di 10 euro a megawattora e l'esenzione aerea, quegli 8,48 circa 9. Questi numeri valgono adesso, verranno superati da quelli che ha anticipato il rappresentante di Energia Futura nel decreto MASE, anche un po' come meccanismo, oltre che come numeri. Come vi ho detto, le tipologie di comunità energetiche sono, vedete qui, di 3 blocchi sostanzialmente, a seconda di chi è il promotore. C'è il modello guidato PA Driven della pubblica amministrazione, in cui chi parte è un ente pubblico, il comune, un consorzio industriale, un consorzio di bonifica, la Camera di Commercio, sapete, fa parte della pubblica amministrazione. Poi c'è il modello dei service provider, quello promosso dai multi-utility, non faccio nomi a caso, il gruppo ERA o il gruppo A2A vi propongono una comunità energetica a chiave in mano. Ecco, ovviamente ognuno poi avrà i suoi tornaconti, nessuno regala niente, me lo insegnate voi. Poi c'è anche però il modello dei usage driven, cioè le piccole e medie industrie, anche loro possono essere promotrici e avere un ruolo di promozione delle comunità energetiche da fonte rinnovabile. Questo, come funziona una CER, è uno schema un po' più easy rispetto a quello che è stato spiegato prima da ARERA in maniera molto più dettagliata, però abbiamo un proprietario dell'impianto, cioè chi fisicamente ha la proprietà dell'impianto di produzione. Come è stato detto, non è solo un impianto fotovoltaico, ma può essere anche una centralina o una centrale idroelettrica, un impianto a biomasse. Questi hanno gli incentivi. Se invece è un impianto termoelettrico tradizionale, che paradossalmente può essere un gruppo elettrogeno alimentato a gas metano, non ci sono gli incentivi. Il produttore è chi esercisce l'impianto, che non è detto che sia il proprietario. Il referente di fatto è quello che è, scusate, l'amministratore del sistema, come ha detto prima
il rappresentante di ARERA potrebbe essere l'amministratore di condominio, ma anche una società incaricata, e i membri della CER, che sono tutti i soggetti che abbiamo detto prima. E ricordiamoci poi che la CER è un soggetto giuridico da codice civile, quindi bisogna andare dal notaio a costituirla. È un tipico, diciamo così, consorzio dal codice civile. Come funziona una CER sotto l'aspetto energetico? Ecco, questo sono delle figure un po' più semplici rispetto agli schemi che ha fatto vedere il rappresentante di ARERA, e questo è l'aspetto economico, sono i rapporti che avete visto prima col GSE e tra gli utenti e l'immissione in rete, l'energia autoconsumata, quella che si mette in rete per venderla o quella che si preleva, con quel modello che adesso è quello vecchio della transitoria, poi sarà quello nuovo dell'ora, del megawatt e della cabina primaria. I vantaggi di una CER: l'abbattimento dei costi energetici, detto in parole semplici, non si paga più quel 30% della bolletta che paghiamo tutti per gli oneri di trasmissione, sostanzialmente. Una cosa che non è da sottovalutare, perché tutti voi avete, come tutti, subito il 2022, e cioè il problema della garanzia nel tempo del prezzo. Vi dico 4 numeri: tra il luglio del 2021 e l'agosto del 2021 il prezzo del gas è passato da 25 euro a megawattora a 300. Adesso è ritornato a 40. Il prezzo del kilowattora in borsa dell'energia è passato dal periodo del lockdown 20 centesimi al kilowattora al picco di agosto dell'anno scorso 700 centesimi al kilowattora. Quindi quando un'azienda gli è arrivata una bolletta da 5.000 euro al mese è passata a 100.000 euro, capite da cosa è dovuto. E quanto vale non sapere se il prossimo anno sarà soggetto a questi tuoni oppure no? Vale. Da non sottovalutare. È come, scusate, se qualcuno fa una partita IVA o ha lo stipendio, uno che ha lo stipendio sa che a fine mese ce l'ha, uno che ha la partita IVA non sa se ce l'ha. È la stessa cosa. Il ridotto impatto ambientale, ricordiamoci che abbiamo gli obblighi di decarbonizzazione per il Green Deal al 2030, meno 55% rispetto ai livelli del 1990, emissioni climalteranti, 2050 neutralità climatica. Le aziende di certe dimensioni già pagano delle carbon tax notevoli, ed è per quello che stanno pensando alle fonti rinnovabili a emissioni climalteranti nulle o molto limitate. Gli incentivi economici li avete visto, GSE, il tema della povertà energetica, perché capite che questi sistemi fanno sì che le famiglie che hanno problemi nei condomini possano avere una risposta concreta e non solo quella di sussidi per reddito ISE. E questo porta a sicuramente a minori problemi e tensioni sociali, quindi a maggiore coesione sociale. Stato dell'arte in Italia, abbiamo fatto questa ricerca, visto tutte le problematiche, dal 2018 ad oggi in pratica di 3 CER operative in Italia ce ne sono solo 3. Il primo è stato in comune di Magliano Alpi, il secondo è stato San Daniele del Friuli, il terzo Vitulano. Ecco, qui però c'è un percorso in accelerazione che ovviamente è fermo ai blocchi di partenza, perché aspetta quel benedetto decreto Mase che avete visto prima. Però in Italia le cose si stanno muovendo. Sabato mattina c'è un convegno alla sede della comunità collinare dove, appena il decreto Mase esiste, partirà la più grande comunità energetica d'Italia su 15 comuni operativa appena il decreto Mase sarà fatto, che è stata incentivata dalla regione con 5,2 milioni di contributi per la realizzazione di più di 48 impianti fotovoltaici alla base del sistema della comunità energetica, come avete capito dalle slide precedenti. L'impegno delle regioni. Allora, in tempi non sospetti la regione, la direzione ambiente, l'assessorato all'ambiente ha deciso di incentivare, pensando che il pubblico debba fare da traino,
il fatto del modello della PA prosumer, e quindi ha fatto un bando stanziando più di 13 milioni di euro per tutti i comuni e gli enti pubblici, con un limite massimo per ogni domanda di 500.000 euro, che finanziava sia la realizzazione dell'impianto diciamo fotovoltaico, perché era la cosa più semplice, che tutti gli oneri di costituzione di una CER fino ad arrivare dal notaio, sia tecnici che giuridici che economico-finanziari. E questa cifra verrà adesso nell'assestamento di bilancio incrementata in modo da soddisfare tutte le 110 richieste che sono arrivate da circa metà dei comuni della regione e altrettanti enti pubblici, comprese ad esempio anche alcune case di riposo pubbliche, e quindi, diciamo, orientativamente per la fine dell'anno 110 realtà pubbliche della regione avranno il finanziamento sia per fare l'impianto fotovoltaico che per poter costituire le CER dal punto di vista tecnico, giuridico ed economico-finanziario, perché avete capito che ci vuole una serie di professionalità di tipo giuridico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo economico-finanziario per fare tutti quegli adempimenti che vi hanno spiegato prima Elettricità Futura e ARERA. Per questo, già dall'inizio dell'anno, di quest'anno, perché quel procedimento che avete visto è partito un anno fa con l'assestamento di bilancio dell'anno scorso e con i bandi nell'autunno scorso. E stiamo facendo un lavoro come direzione di mappatura per una raccolta di dati utili che metteremo a disposizione il prossimo autunno, presentandoli prima con un webinar a tutti gli enti pubblici, a tutte le associazioni di categoria e di professionisti, e dopo vi faccio un accenno, in modo che ci sia venga messo a disposizione di tutti i soggetti una possibilità di mappatura sia diciamo così, georiferita e di documentazione utile per poter proprio costituire e realizzare in tutta la regione e nelle zone più vocate, dopo potremo capire anche quali, le comunità energetiche. Dopodiché abbiamo 2 progetti pilota che stiamo facendo su 2 siti particolari che poi potrebbero essere dei modelli replicabili di partenariato pubblico-privato, per cui c'è un progetto che facciamo in collaborazione col comune di Spilimbergo per rigenerare quello che per il comune di Spilimbergo era stato più che un regalo, un debito, e cioè il fatto che la caserma dismessa di Strago di Spilimbergo, quella che era dei dirigibili per chi è della zona, è stata, tra virgolette, diventata di proprietà del comune. Lì verrà realizzato un impianto da 2 megawatt e una comunità energetica, e la stiamo vedendo direttamente noi della direzione ambiente insieme al comune. Stessa ipotesi a cavallo del comune di Pasian di Prato e di Campoformido, dove la regione ha una proprietà nei vari compendi degli aeroporti tra Campoformido e Pasian di Prato, anche in quel contesto. Il lavoro di mappatura che stiamo facendo è un lavoro che appunto è in quasi addirittura d'arrivo e che sarà completato a settembre, per poi lo presenteremo a tutti a ottobre e poi pubblicheremo tutto sui siti e sarà a disposizione di tutti. E quindi, come avete capito, faremo una mappatura regionale di tutte le possibili fonti di approvvigionamento di energia rinnovabile, quindi il tema della biomassa, il tema dei corsi d'acqua per idroelettrico, biomassa agricola, e poi ci sarà anche tutto il discorso che si legherà alle aree per gli impianti FTV, le principali infrastrutture di trasporto, strade, ferrovie e autoporti, perché ci sono anche un tema di possibilità di costruzione degli impianti nei contesti delle linee di trasporto, e diciamo fondamentale, come avete capito, tutto il tema delle infrastrutture elettriche per una CER relative sia alle zone industriali che pubbliche, ma poi alle reti di alta, media e bassa, e poi tutto il tema degli areali delle cabine primarie che sono già disponibili
diciamo, dai distributori. Nella nostra regione ci sono, oltre a Enel Distribuzione, che copre più del 90% del territorio, poi però a Trieste c'è Acegas APS e AMGA, e poi abbiamo le isolette delle cooperative storiche della SECAB nella Valle del But e dell'idroelettrica Fornese, e invece la società della Valcanale, Canale del Ferro, l'idroelettrica appunto Valcanale. E quindi qui sarà un lavoro proprio anche con strumenti GIS freelance, col QGIS e di tutti i layer che verranno messi a disposizione. Dopodiché metteremo a disposizione uno studio che avrà questa documentazione, che esporrà una manualistica operativa per chi vorrà cimentarsi, e quindi il capitolo degli aspetti legali e amministrativi, quindi requisiti giuridici, forma giuridica, documentazione necessaria per la costruzione e il governo delle CER. Metteremo modelli di statuto e modelli di regolamento per fare le CER, e dopo gli aspetti economico-finanziari, e quindi metteremo a disposizione dei modelli economico-finanziari, possibili modalità di finanziamento, perché sostanzialmente tutti questi sistemi dovrebbero stare in piedi con contributi in conto capitale nulli, che vengono però messi a disposizione all'inizio per la start-up, e quindi poi c'è tutto il tema del credito, e quindi il mondo delle banche come può supportare queste operazioni, come storicamente è stato fatto nel 2007-2008 per il famoso conto energia del fotovoltaico, e per altre situazioni che si sono verificate in questi anni, come gli incentivi ad esempio sui certificati verdi, sugli idroelettrico e quant'altro. Molti di voi sanno benissimo di cosa sto parlando. I riflessi tributari, come diceva prima ARERA, e poi anche dei case study e alcune simulazioni di esempio perché potranno essere utili. Ecco, quindi a ottobre metteremo a disposizione questi studi, perché abbiamo ritenuto che era un atto dovuto per poter far decollare questa proposta, che è il cambio totale del paradigma. Poi, se mi date qualche minuto per capire, per fortuna ci fu l'Enel nel 63, in cui è impostato tutto il sistema elettrico nazionale, e quello che potrebbe essere la svolta delle prossime generazioni. Ecco, questa parte l'avrei finita. Se il collega ci dà una mano, passo adesso alla parte più seconda di fantascienza. Perché vi dico di fantascienza? Perché mi è stato chiesto anche di parlare della Valle dell'Idrogeno, e in questi ultimi 2 anni, quando mi sono occupato di questo argomento, una sera, non ricordarmelo più, io mi sono laureato a metà anni 90, davano un film del 1996 che si intitola Chain Reaction, con degli attori molto famosi, Morgan Freeman e Keanu Reeves, e mi sono reso conto che nel 96 parlava di una cosa che era fantascienza, ma è di questo progetto qua. Ecco, per cui vi illustro un po' qual è il progetto che stiamo realizzando come regione insieme alla Croazia e alla Slovenia, che si intitola Nord Adriatic Hydrogen Valley, con l'acronimo NAHV. Allora, la Comunità Europea, con la nuova programmazione europea dei progetti Horizon, che sono quelli che danno fondi strutturali, e quindi programmazione 2021-27, ha messo come una delle priorità per il Green Deal, rafforzato poi dal Repower EU a seguito del conflitto russo-ucraino, e in cui il Consiglio europeo ha deciso di puntare decisamente a staccare la spina o l'ombelico dell'Europa dal gas e dal petrolio della Federazione Russa. E ecco, però diciamo, prima di questa situazione già la nostra regione, insieme al governo sloveno, al governo croato, anche questa è una peculiarità, perché da una parte sono 2 stati, c'è la nostra regione, avevano stretto un patto per partire con un ecosistema, chiamiamolo così, economico, sociale e industriale, basato sull'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile. Perché dico il film di fantascienza? Perché se un ecosistema che si basa sull'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile sostanzialmente si affranca totalmente dalle fonti fossili,
e questo da una parte ti affranca totalmente dalle emissioni climalteranti e dall'altra parte ti affranca totalmente dal problema della dipendenza da altre aree geografiche dove, diciamo, in quanto è noto a tutti che, l'hai detto anche prima, l'Italia e la nostra regione dipende ancora mani e piedi per la produzione di energia dalle fonti fossili. Siamo passati dal petrolio e dall'olio pesante e dal carbone sostanzialmente al gas naturale. E ecco, andiamo avanti per spiegare meglio. Nel marzo dello scorso anno la Comunità Europea ha fatto il bando per le valli dell'idrogeno su larga scala, che hanno queste coordinate. È un progetto di lungo periodo, 72 mesi, per cui inizia quest'anno e finisce nel 2000, poi ha altri 2 anni di test, sostanzialmente da qui al 2029. Mette a disposizione un budget di 25 milioni di euro, che però prevede un effetto leva obbligatorio di 1 a 5, quindi i progetti presentati devono valere 125 milioni di euro, però dalla simulazione che hanno fatto potrebbe liberare investimenti che potrebbero arrivare a 700 milioni di euro. Il partenariato che è stato costruito tra Italia, Slovenia e Croazia e anche Spagna, poi vedremo perché, è stato sottoscritto da 34 organizzazioni che sono divisi in 3 blocchi: il mondo delle imprese, il mondo della ricerca e il mondo delle istituzioni pubbliche. E la cooperazione trasfrontaliera deve essere sulla filiera completa: produzione di idrogeno, stoccaggio dell'idrogeno, distribuzione dell'idrogeno, consumo dell'idrogeno. Il target richiesto è che devono essere prodotte 5.000 tonnellate l'anno di idrogeno. Dopo capite che dietro questo numero cosa si cela, di cui il 20% di queste 5.000 tonnellate, cioè 2.000, devono obbligatoriamente a regime essere oggetto di transito transfrontaliero tra i 3 territori. Devono essere realizzati i progetti pilota, quindi siamo a un livello di innovazione e ricerca. Chi di voi se ne occupa sa che i progetti hanno il cosiddetto TRL, si va da 0, che è ricerca pura, a 10, che è prodotto industriale in commercio. Qui era richiesto un TRL 6-8, per cui abbiamo sostanzialmente i progetti a livello non di prototipo, ma progetto pilota che funziona perfettamente. Il gradino dopo è che si può andare in produzione su scala industriale. I progetti pilota devono essere fatti sui 3 settori: industria, specialmente hard to abate, cioè acciaio, cemento e chimica, e settore energia, quindi proprio produzione, trasporto e stoccaggio di energia, e trasporti. In questo caso qui, come vedete, abbiamo toccato tutti i settori tranne quello aeronautico, per cui gomma e rotaia e sostanzialmente marittimo. Dopodiché questo qui si integra anche con dei progetti PNRR, in cui la regione Friuli Venezia Giulia, insieme ad altre 4 regioni, nel PNRR ogni regione può scegliere il suo cosiddetto progetto bandiera, cioè lo Stato gli mette a disposizione un budget e la regione decide qual era il settore strategico su cui puntare. La nostra regione, insieme a altre 4, ha puntato sul sistema dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Le principali sfide è uno sviluppo dell'economia dell'idrogeno sostanzialmente inesistente in questi 3 territori, quindi di crearla quasi da zero. Un modello replicabile, perché poi venivano dati punteggi in modo che questi modelli siano replicabili in altre parti d'Europa, specialmente nell'Europa una volta dell'Est, e potete capire benissimo perché. E ecco, poi c'è anche un tema di comunicazione verso il pubblico su questo argomento che è ancora poco noto. Ovviamente la decarbonizzazione è fondamentale. Dovete pensare in linea di principio che dove adesso si usa il gas metano,
si può usare l'idrogeno. E poi c'è un tema di pianificazione e c'è il tema dell'impatto ambientale, perché la materia prima qui è l'acqua distillata. Sostanzialmente, vi semplifico il processo, ci vuole una fonte di energia da fonte rinnovabile che alimenta un macchinario che si chiama elettrolizzatore, che, scusate la battuta, è un bussolotto con dentro acqua distillata con un anodo e un catodo. L'energia che si fa girare dentro dissocia la molecola di acqua e produce allo stato gassoso idrogeno e ossigeno. Questo, l'idrogeno prodotto è idrogeno verde. E ovviamente questo processo è costoso e attualmente il costo è anche fuori mercato, per cui è lì che è la sfida. Ecco, questa qui che vedete è il partenariato che è stato costruito per presentare il progetto il 20 settembre dello scorso anno. Pensavamo di aver fatto un bel lavoro, ma non così bello, perché a gennaio ci è stato comunicato che siamo stati premiati come miglior progetto a livello europeo e saremo il primo progetto di Valle dell'Idrogeno su larga scala finanziato dalla Comunità Europea. E quindi c'è anche una aspettativa notevole da parte della Comunità Europea sulla buona riuscita di questa proposta progettuale in questa zona di confine, questa cerniera che stiamo diventando a cavallo dell'Europa occidentale e dell'Europa orientale. Vedete qui che ci sono i gruppi industriali sia della nostra regione che della Slovenia che della Croazia, tanto per dire HSE sarebbe l'Enel slovena. Vedete nomi che conoscete benissimo, Danieli, Cimolai, Acciaierie Bertoli Safau, per fare alcuni nomi, però c'è anche SNAM. Dopodiché c'è il gruppo di ricerca e abbiamo le università di Trieste, Lubiana e Zagabria e le parti istituzionali che sono la Regione Friuli Venezia Giulia, i ministeri competenti, perché noi ovviamente abbiamo due fronti e due stati, quindi abbiamo i due ministeri competenti della Slovenia e della Croazia, e infatti ci sono stati nominati 3 rappresentanti istituzionali, uno del Ministero sloveno, uno del Ministero croato e uno della Regione Friuli Giulia, che la Giunta regionale ha deciso di nominare io che vi sto parlando su questo progetto come referente istituzionale. Ma ecco cos'è la valle. Questa slide dice cos'è la valle dell'idrogeno. La valle è un termine copiato, ve lo dico già in maniera comunicativa, dalla Silicon Valley. In realtà non esiste nessuna valle, è un territorio in cui bisogna fare tutte queste cose. E quindi qui è la mappa in cui sono ipotizzati i progetti di produzione dell'idrogeno e il trasporto verso le zone di utenza, sia allo stato gassoso tramite mezzi, che anche con l'ipotesi di realizzazione di pipeline per trasportare l'idrogeno sia gassoso che allo stato liquido. Questa qui era quello che nel film Chain Reaction era ipotizzato nel 96 in un film di fantascienza. I progetti pilota sono fatti nei 3 settori industria, soprattutto acciaio, vetro e cemento. Nel settore energia, soprattutto per gli accumuli, perché possono diventare gli accumuli di idrogeno delle batterie ecologiche. E il settore dei trasporti, io ho detto, per praticamente alimentare sia bus a idrogeno, che autovetture a idrogeno, che treni a idrogeno, che diciamo così alimentazione navale a idrogeno, dove adesso si fa il pieno di gas o di GPL, poi si potrà fare il pieno di idrogeno. Diciamo, se parliamo sugli autoveicoli, i giapponesi sono più avanti di tutti, per cui se voi volete oggi comprare un'automobile a idrogeno, la comprate dalla Toyota e alla Nissan. Il problema è che potete fare il pieno per adesso qui vicino solo a Marghera e a Bolzano, però in 3 minuti fate il pieno di idrogeno. Ecco. Gli impatti attesi, vado veloce perché insomma li abbiamo già detti, qui sono scritti anche in inglese. Ecco, questo è un dato un po' più semplificativo. Di quelle 5.000 tonnellate, questa è la suddivisione di
quali paesi le producono e in che tipo di aree. Qui la Slovenia la fa da padrone perché propone un progetto con un mega impianto fotovoltaico da 150 megawatt a pannelli galleggianti su un lago artificiale per produrre 3.000 tonnellate di idrogeno verde con elettrolizzatori. Fate il conto che per produrre 1.000 tonnellate di idrogeno verde ci vuole una potenza installata di elettrolizzatore di circa 10 megawatt, che con le perdite implica una potenza di rinnovabile di circa 1,5, quindi 15 megawatt. Quindi 15 megawatt di rinnovabile, 10 megawatt di elettrolizzatore, 1.000 tonnellate di produzione di idrogeno all'anno. Bisogna farne 5.000. E poi c'è il tema del consumo, perché bisogna fare la filiera completa. E quindi qui vedete quelle 5.000 tonnellate come verrebbero consumate e nei 3 settori e nelle 3 aree territoriali. E questo è lo schema a blocchi, in cui vedete i progetti pilota delle industrie delle 3 nazioni, divisi per quantità e per nazione, e poi questa produzione dove andrebbe e chi la utilizzerebbe. Quindi il cuore del progetto è questo, quindi la sfida è praticamente da settembre, quando verrà firmato il Grant Agreement, che è il contratto con la Comunità Europea che ti dà i 25 milioni, però bisogna metterne assieme, ed è stato già capito come altri 100, perché per fare questi progetti bisogna mettere in campo 125 milioni. La Comunità Europea ne dà 25, costruire quegli impianti, produrre quelle quantità, trasportarle in quei posti e venire consumate in quei posti. Capite la sfida da qui al 2029. E sarebbe il primo sistema in Europa di queste dimensioni e di questi numeri. E lo scopo finale sarebbe creare un sistema che stia in piedi completamente e che si affranchi totalmente dalle fonti fossili, sia in termini di decarbonizzazione che di dipendenza da chi le fonti fossili, il carbone, il petrolio, il gas naturale ce le ha, e chi, come l'Italia e la Regione Friuli-Venezia Giulia, non ce le ha. I partner industriali del progetto nella nostra regione li vedete qui, e anche dove hanno pensato di realizzare gli impianti pilota. Dopodiché bisognava avere anche un sostegno, oltre ai 34 firmatari del progetto, bisognava avere anche altrettanti, se non di più, soggetti che sostenevano questo progetto, sia di tipo pubblico che di privato, e quindi qui vedete tutti quelli che hanno formalmente sostenuto il progetto. C'è anche il gruppo Toyota Italia, Toyota Europa, varie università, vari enti di ricerca, anche il porto di Capodistria, e sono tutti quelli che ci hanno sostenuto. Non a caso vedete il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, perché è quello che sta scrivendo le nuove norme tecniche, perché tutte le apparecchiature su cui adesso può girare il gas metano non sono abilitate in termini di sicurezza impiantistica per l'idrogeno, che necessita di un grado di sicurezza 3 volte superiore rispetto al gas metano, per tutta una serie di motivi che non sto qui a specificare. Io sono riuscito a stare nei 25 minuti che mi ero indicato. Se c'è qualche domanda, ovviamente sono qua, però lascio la parola al coordinatore Luca Rossi. Prego. Una domanda: quando parlava di idrogeno, inteso come bruciarlo questo idrogeno o come cella combustibile, come forza motrice? Entrambe le cose. Entrambe le cose. Se parliamo, se lei compra la Toyota, lì c'è un motore, tra virgolette, dico combustione, non è combustione, perché in realtà sostanzialmente quello che esce dal tubo di scappamento è vapore acqueo. Se invece parliamo di questioni di bus o di trasporto pesante, allora il termine delle fuel cell entra in campo in maniera significativa, o specialmente di trasporto navale. Grazie. Prego. Sì, cioè praticamente con la cell Aspetta. si va a produrre energia elettrica che dopo si spara
l'utilizzo che si ha normalmente, insomma, ecco. Esattamente, allora fate conto che il primo utilizzo delle fuel cells a idrogeno è stato fatto nella marina militare per alimentare i cosiddetti sistemi ausiliari per la questione diciamo, dei rumori. Perché una nave alimentata a idrogeno completamente, praticamente non emette zero rumori, e anche un sommergibile ovviamente, ecco. Ma questo è, diciamo così, è un esempio, no? Però, diciamo, sono tutte e due le questioni. La Fincantieri ha già lo Zeus, che è una nave totalmente alimentata come motore a idrogeno e anche come servizi ausiliari, che adesso sta facendo da laboratorio vivente per tutti quelli che vogliono fare applicazioni navali della filiera dell'idrogeno. Quindi, diciamo, esistono già tante cose, ecco, non è, diciamo, un film di fantascienza del 96, ci siamo, insomma. Grazie. Allora, una domanda sulle comunità energetiche. Allora, abbiamo il decreto MASE che dovrebbe entrare in vigore in autunno, sì, e c'è una normativa che copre, se non ho capito male, questo periodo fino all'autunno. sì. Cosa succede ai progetti che sono stati inseriti o che beneficiano di questa normativa transitoria quando il decreto MASE va in funzione? Confluiscono là dentro? Rimangono attivi sulla base della vecchia normativa? Bisogna aspettare un po' quando il decreto MASE sulla Gazzetta Ufficiale, perché lì ci sono sempre le norme transitorie da un sistema all'altro. Quindi è l'ultimo provvedimento che dice come transiti, come siete abituati ai decreti FER sull'idroelettrico, che ogni volta che esce uno dice cosa succede a quelli che erano partiti prima. Ecco. Okay. Quindi, diciamo, poi io per esperienza e per prassi, finché le cose non sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, perché ne abbiamo viste di tutti i colori, anche un testo che esce dall'organo e quando è sulla Gazzetta Ufficiale non è uguale a quando è uscito dall'organo, per cui è meglio aspettare quando viene stampato sulla Gazzetta Ufficiale. Comunque il periodo transitorio sarà indicato. L'altra domanda è relativa alla questione della Hydrogen Valley. Prima, quasi all'inizio della presentazione, lei ha comunque menzionato il fatto che attualmente l'idrogeno verde non è competitivo come prezzo con l'idrogeno prodotto da fonte fossile a questo punto. Allora, scusi, finisci la domanda, poi completo. La mia domanda, una volta creato essenzialmente un mercato per l'idrogeno, perché l'Hydrogen Valley alla fine dei conti punta anche sulla creazione del consumatore di questo prodotto. Come si, tra virgolette, evita la cannibalizzazione da parte dell'idrogeno non verde, che in teoria, se non ho capito male, dovrebbe essere a costi più competitivi rispetto all'idrogeno verde, che dovrebbe essere più caro? Allora, approfondisco un altro. Appunto, idrogeno ad uso, chiamiamolo industriale, ce ne sono di 4 tipi. L'idrogeno verde o rinnovabile deve essere prodotto con un'emissione di energia totalmente a fonte rinnovabile, ma non basta, ma in un processo a emissione di gas climalteranti nullo, che è quasi sempre la CO2. Ed è quello, lo schema classico è quello che vi ho spiegato. Bene, l'idrogeno grigio c'è da sempre nell'industria petrolchimica. Quando si fanno le raffinazioni del petrolio per arrivare alle benzine e ai gasoli, idrogeno viene fuori, quello è grigio. Ovviamente diciamo, la chimica, non ce la insegnano nelle medie, è idrogeno allo stato gassoso, soltanto che deriva da processi che hanno, oltre ad emettere quel processo CO2, fa prodotto che emetterà CO2. L'idrogeno blu è invece quello generato dal cracking del metano, il CH4, che anche quello ha emissioni, ma meno del grigio. Poi c'è l'idrogeno rosa, che è quello prodotto dall'elettrolizzatore, ma l'energia arriva da impianti a energia nucleare, che nella nostra nazione non è possibile, ma in altre nazioni sì. Che in linea di principio l'impianto a energia nucleare ha emissioni climalteranti nulle. E ovviamente
Adesso, se facciamo i conti della serva, se io vado dalla Sapio a dire devo comprare l'idrogeno a uso industriale perché mi serve per un mio processo, me lo vende a 2 euro al chilo. Se produco l'idrogeno verde con quel ciclo che vi ho detto prima, pannello fotovoltaico, bla bla bla, mi costa 8 euro al chilo. Dipende dalle quantità, adesso do dei numeri. Ecco. Però qual è l'interesse, come avete visto, specialmente dell'industria pesante prima, hard to abate? È che già adesso paga una carbon tax grossa e i numeri dei prossimi anni saranno numeri spaziali, per cui loro, indipendentemente da questo progetto, devono convertire i forni a gas a forni a idrogeno, ma idrogeno verde. E quindi lì bisogna fare questi costi qua. E dopodiché, fra poco uscirà un decreto ministeriale che darà gli incentivi sui costi operativi, perché questa differenza di costo è dovuta quasi tutti ai costi operativi, non ai costi di investimento. Mi spiego. Se io devo fare 15 megawatt di fotovoltaico, 10 megawatt di elettrolizzatore e tutti gli amminicoli con i compressori e quant'altro, e alla fine mi vengono i carri bombolai a prendere l'idrogeno, devo tirare fuori circa 50 milioni di euro per fare quell'impianto. Dopo però, quei numeri che ho detto prima sono quasi dovuti al costo operativo, i 6 euro. E qual è la parte preponderante del costo operativo? L'energia che devo comprare dalla rete quando non ho la fonte rinnovabile. Perché se io ho l'impianto fotovoltaico, non ho le batterie che accumulo tutto, quando il sole non c'è, devo ciucciare energia dalla rete, perché l'elettrolizzatore non posso fermarlo. Detto. Quindi già avere un sistema che mi dà fonte rinnovabile a ciclo continuo in autoconsumo, già secondo me possono iniziare a essere competitivo con l'idrogeno verde. Dopodiché ovviamente ci vuole la richiesta di mercato, perché se facciamo il tema dei trasporti, no, se prendete una Toyota a idrogeno non costa tanto di più di una Toyota diesel Euro 6, meno di una elettrica. Invece per i bus e i camion i numeri sono diversi, perché vi dico, so bene i bus, un bus a gasolio adesso costa 200.000 euro, un bus a metano costa 250.000 euro, un bus elettrico costa 350.000 euro, un bus a idrogeno costa 750.000 euro. E quindi, e poi gli unici in Europa che li fanno, i bus a idrogeno, tra l'altro solo per le linee urbane, perché per le interurbane, usando un vecchio termine telefonico della SIP, non li fanno ancora perché non ci sono le stazioni, ecco, ma li fa solo un gruppo spagnolo che si chiama Caetano, che però usa motoristica esclusivamente Toyota. Quindi se voi adesso volete comprare un bus per ciclo urbano in Europa, lo fa solo uno in Spagna col motore della Toyota. E quindi lo scopo, questo grosso incentivo della comunità europea è per far decollare un sistema che in altre, se pensate il gas metano negli anni come ha sostituito la produzione di energia o è entrato nelle case, eccetera, parliamo di decenni, qui si vuol fare in 7 anni quello che nella storia veniva fatto in decenni. Ecco, però capite che la risposta al tema della decarbonizzazione e al tema della sicurezza energetica, sì, poi e chiudo, perché questa decarbonizzazione è così importante col problema del tema climatico, no? Perché ormai è scientificamente provato che l'aumento degli eventi estremi sarà molto significativo e non è più sopportabile un tema di costi. In primis, diciamo che non hanno secondo me costi, ma qualcuno li quantizza anche il problema che ci muoiono le persone. E poi i danni economici, basta vedere l'Emilia Romagna, ma se guardiamo quello che è successo da noi con la tempesta Vaia, dell'ottobre 2018, in 3 giorni danni tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino di 5 miliardi di euro, in 3 giorni. E quindi è inutile che ce la raccontiamo, se non diminuiamo le emissioni climalteranti e cerchiamo di non peggiorare questo, c'è un interesse economico di tutti. Poi potete dirmi, ma come mai lo facciamo solo noi in Europa
che emettiamo l'8% del mondo in Cina, in India e negli Stati Uniti. Questo però non lo voglio affrontare qui perché è un altro argomento. Ciao Massimo, volevo chiederti una cosa. Affrontando su alcuni impianti l'opportunità economica e imprenditoriale di produrre green hydrogen e anche sentendo la tua spiegazione riguardo l'Hydrogen Valley, la prima domanda che volevo porti già alcuni mesi fa, perché è un cruccio che mi prende sempre, pur essendo abbastanza informato sull'idrogeno verde, un po' in tutto il mondo, faccio riferimento agli australiani che sono i migliori, diciamo, anche perché sono sostenuti dal governo nelle ricerche che riguardano l'idrogeno verde. Il grande cruccio è che costa troppo per essere utilizzato oggi. Però ci sono delle previsioni che dicono che questo costo eccessivo non dovrebbe durare per più di 1 anno e mezzo, 2. Qui ci sono delle università che stanno lavorando, poi le università sono sempre con dei punti di domanda, no? Quando buttano fuori delle pubblicazioni non sai se è vero, se non è vero, eccetera. Però ci sono delle previsioni che dicono che arriveranno a $1,5 al chilo. Magari sarebbe una bella cosa. Volevo chiederti, oggi, siccome nel vostro sistema così innovativo ci sono molti privati, con questi soldi che potrebbero arrivare, loro cosa farebbero? Avrebbero delle attività di ricerca per abbassare questi 8 euro al chilo? Avrebbero studiano degli impianti per capire come utilizzarlo meglio, per far fruttare meglio gli elettrolizzatori? Perché fare un elettrolizzatore è abbastanza banale. In Triveneto ci sono 10 industrie che fanno elettrolizzatori, no? Quindi probabilmente il progresso negli elettrolizzatori sarà abbastanza rapido, ma invece il progresso nell'utilizzo spinto dell'idrogeno, questo per me è un grosso punto di domanda. Aggiungo una cosa, la SNAM, se non ha ritirato questa sua strategia, prevede di mettere 9 miliardi di euro da qui al 2030 per utilizzare, per diffondere, per mettere in rete l'idrogeno nei suoi tubi e dichiara che il 97% dei suoi tubi è già oggi buono per tenere il 20% di idrogeno. Non so se crederci o no, però c'è un grande fermento. Volevo chiedere dove pensate voi di investire i soldi che potrebbero in modo così stupendo arrivare dall'Unione Europea? Sì, allora torno proprio, mi conosci, ma insomma sono un ingegnere abbastanza pragmatico, mi definisco anche anzi un ingegneraccio da cantiere. Quei 18 progetti sono progetti proprio che danno quelle risposte. Il Danieli e ABS, indipendentemente da questo progetto, erano già partiti con la ricerca per trasformare i loro forni, gli ugelli dei forni che sono alimentati dal gas metano, prima con il mescolare, si dice blending, con blending dell'idrogeno a percentuali superiori fino a sostituirlo totalmente. Questo perché loro sanno già che il fatto di decarbonizzare il loro processo gli eviterà carbon tax che giustificano questo processo, anche se loro lo stanno facendo come utilizzatori, non hanno affiancato un progetto di produzione di idrogeno verde, quindi hanno già fatto tutti gli scenari per dire devo fare così perché non ho alternative per i prossimi anni per decarbonizzare, perché so anche che quella materia prima mi arriverà con costi sostenibili. Ecco. E tutti gli altri, diciamo, dell'industria pesante, stessa situazione. Chi invece lo sta pensando per la produzione è perché sa che avrà questi clienti. Lo stesso dicasi per i trasporti. Ecco. Il discorso SNAM, in realtà, diciamo, se guardiamo quello che succede in Europa, troviamo già la risposta. Diciamo, dividiamo sul trasporto sui tubi due grosse situazioni. Quella che per noi è SNAM
in altre nazioni è un altro soggetto, sono i cosiddetti ITSO, cioè quelli che trasportano, come Terna per l'energia elettrica, e poi ci sono i distributori locali, come qua a Udine c'è Acegas APS, perché poi c'è anche il tema dell'utilizzo dell'idrogeno nelle case. Il progetto di Acegas APS è fare i test tecnici per capire cosa dovrebbe fare sull'attuale rete del metano cittadina, perché possa mescolarsi prima con l'idrogeno e poi... Allora, in Olanda, in Inghilterra stanno già costruendo le condotte nuove per l'idrogeno, perché dagli approfondimenti tecnici quelle condotte principali che adesso portano gas metano è tecnicamente impossibile convertirle al 100% per trasportare idrogeno, perché c'è un problema di resilienza dei metalli rispetto ai due sistemi. Per cui, secondo il mio modesto parere, la rete attuale di Snam potrà essere modificata solo per un blending fino a una certa percentuale, ma non con la sostituzione. Per arrivare a trasporto totale di idrogeno bisogna pensare a nuove pipeline. Infatti nel progetto è ipotizzato un collegamento Friuli Venezia Giulia Slovenia con una nuova pipeline, con Snam. Ecco. E questo è un po'... ecco, poi l'Australia, ad esempio, in Australia il maggior mercato di vendita della Nissan di automobili a idrogeno è l'Australia. La Nissan sta inondando l'Australia di, non dico utilitarie, ma una Nissan Leaf, ecco, che è una berlina, ecco, a idrogeno. Il maggior numero è proprio, diciamo così, in Australia. In realtà, come mio modesto parere, se noi riuscissimo a avere le cosiddette batterie ecologiche, cioè capire come immagazzinare il surplus delle fonti rinnovabili e poi utilizzarlo nelle ore senza prelevare dalla rete, perché sapete il mix della nostra rete attuale in un anno praticamente le rinnovabili sono al 25%, il 75% diciamo da altre fonti significa produzione interna, quindi vuol dire il 60% degli impianti a turbogas che però dipendono mani e piedi dal gas metano, quindi il prezzo del gas metano determina il costo dell'energia. L'altro è tutto di importazione, ma l'importazione, lo sappiamo tutti, è il nucleare francese, svizzero e sloveno. Ecco, questo detto in 4 conti è... Sì, sfrutto questi ultimi 2 minuti per fare proprio il resume che volevo fare prima. Diciamo, noi fino al 1987, quando c'è stato il referendum che ha fatto chiudere le centrali nucleari, l'Italia produceva più di quello che consumava. No? Negli anni 60 che è stato il boom, l'idroelettrico più il termoelettrico di base, con il nucleare, poi chiuso il nucleare siamo arrivati a meno 20%, che ce l'abbiamo ancora sul gozzo. Cioè l'Italia consuma il 20% in più di quello che produce all'interno del proprio paese. No? L'elettrodotto, molti di voi hanno seguito tutta l'epopea del nuovo elettrodotto Re di Puglia Udine Ovest, è il massimo impianto di potenza che c'è in Italia, una doppia terna da 380 kV, sostanzialmente è stata fatta per importare tutto il nucleare dell'ex sovietico, che ovviamente arriva a prezzo molto basso e quindi diciamo è utile. Noi abbiamo 3 vettori, la Francia, Svizzera e questo qui, dico noi come fantascienza, ma non tanto, l'Europa del Nord, quindi la Germania e i paesi scandinavi che si affacciano sul mare del Nord, stanno pensando a un sistema totalmente basato sul solare e sull'eolico offshore di grossa taglia, però a 20 miglia dal mare del Nord, e a una super rete che colleghi la Germania del Sud col mare del Nord per compensare quando non c'è vento o quando non c'è sole, e sostanzialmente fare questo sistema. Per quello la Germania ha deciso di chiudere il nucleare e il carbone, sostanzialmente, perché ha uno scenario abbastanza concreto da qui al 2030 di poter autosostenersi con l'eolico offshore, parliamo di pale da 20 megawatt l'una, non, ecco, da fare a 20 miglia dalla costa del mare del Nord, e con tutto il fotovoltaico, e fare questo sistema interconnesso da queste super reti. Probabilmente entro il 2030 ci arriveranno. Ecco.
Non so se i paesi del Mediterraneo con Nord Africa riusciranno a fare un modello simile. Ecco. Sicuramente la questione dell'idrogeno è più a portata e da qui al 2029 confidiamo che quest'area possa avere questo sistema sviluppato. Benissimo, allora Siamo arrivati alle 8:30. no, mi hanno ok. Allora, no, mi hanno appena avvisato che perché abbiamo un piccolo catering qui fuori, abbiamo fatto un rinfresco che se no scappano, ecco. Quindi ringraziamo molto veramente l'ingegner Canali per l'interessantissimo intervento, veramente bellissimo, ecco, e magari spostiamo la conversazione qua fuori, farei un applauso all'ingegner. Una comunicazione di servizio oltre al catering, ma vi manderemo via mail il link alla registrazione, così con calma potrete rivedere le parti che vi interessano di più e se i relatori saranno così gentili ci daranno le slide, sarà mia cura inviarvi anche quelle, visto che di tutti voi abbiamo l'indirizzo mail. Grazie e accomodatevi pure.